Bene, buongiorno a tutti. Siamo in 135, quindi grazie per la partecipazione. Sono le 9:29. Io direi che possiamo iniziare con i primi saluti di benvenuto. Io sono Filippo Zola, con dei colleghi di Polis, con i colleghi di Polis, in particolare Ilaria Capitani e Annalisa Padovani. Cercheremo di facilitare, agevolare il webinar. Vi chiedo di spegnere i microfoni, sento qualche interferenza. Prima di partire, poche informazioni. Allora, oggi è uno degli appuntamenti di un ciclo dedicato proprio all'approfondimento delle modalità di gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari a livello di ATS. Avremo alcuni interventi da parte delle direzioni servizi sociali con il dottor Spanu, e un saluto di benvenuto invece da parte della direzione enti locali con l'avvocato Specchio. Prima di passare la parola a quest'ultimo, un'informazione sui contenuti. Oggi appunto ci concentreremo, dopo il ciclo di presentazioni fatti nelle diverse province, ci concentreremo in particolare su il modello gestionale per i servizi sociali e sociosanitari, ovvero il tema dell'azienda speciale consortile, su quello che riguarda i modelli gestionali delle politiche di personale. Per cui vi invito mentre ascoltate gli interventi o al termine, a inserire le vostre eventuali domande e curiosità su questi temi direttamente nella chat del webinar, che trovate in basso a destra. Trovate l'icona della chat, quindi cliccando su quella potete scrivere e fare domande. Nella stessa chat trovate fissato in alto un link che vi invitiamo a utilizzare per lasciarci i vostri contatti. A questo link vi manderemo poi i materiali dei webinar, quindi noi stiamo registrando gli incontri in modo che poi possiate rivederli in un secondo momento, e anche le slide dei docenti saranno messe a disposizione. Non vi rubo per ora altro tempo, poi avremo modo tra un intervento e l'altro di fare qualche approfondimento eventualmente su questi temi. Passo la parola all'avvocato Specchio per un benvenuto. Sì, grazie Filippo, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Come avevamo annunciato in sede di incontri che si sono svolti sul territorio nei mesi scorsi, proprio di presentazione della legge regionale di riforma del TS e di atti applicativi, come direzione enti locali, in collaborazione con la direzione servizi sociali e il collega Pierangelo Spano, abbiamo pensato intanto di organizzare un primo webinar che tratti uno dei temi su cui si è concentrata maggiormente l'attenzione da parte degli operatori, cioè quello della gestione associata, della forma quindi giuridica in cui effettuare la gestione associata degli ATS. Questo, dicevo, è un tema particolarmente sentito e abbiamo deciso di dedicare questo webinar a questa tematica. Webinar tecnici riservati ai sindaci, agli amministratori del territorio e agli operatori dei servizi sociali, proprio per darle un primo supporto. Questo è un primo intervento che come Regione stiamo facendo, ma sono in cantiere anche altri interventi, prima pure ovviamente delle direzioni servizi sociali, ma anche noi come enti locali nel corso del prossimo anno pensiamo di comunque programmare degli interventi formativi dedicati a quella che è una riforma che ha un grande impatto sul territorio e sicuramente richiederà del tempo per essere messa a terra e per essere applicata. Per cui come amministrazione, come direzione enti locali, essendo vicini appunto alle amministrazioni locali, vogliamo cercare di darvi il miglior supporto per poter far sì che questa riforma possa
attivarsi con successo. Quindi la giornata di oggi è dedicata alla forma giuridica della gestione associata. Come diceva prima Filippo, la società Polis, che ci ha accompagnato non solo per gli incontri sui servizi, sulla riforma ATS, ma ci ha accompagnato anche sulla riforma del piano di riordino territoriale, che vi ricordo identifica nell'ATS l'ambito ottimale di governance. Con i suoi esperti oggi vi selezionerà, vi entrerà nel profondo e vi sezionerà proprio l'aspetto della gestione associata per quanto riguarda gli ATS e la legge regionale. Altre domande che dovessero uscire, che comunque, vista la curiosità e l'attenzione che c'è da parte dei territori, ci facciamo carico di registrare, raccoglierle, e su queste poi la direzione dei servizi sociali, che è competente nel merito, vi darà un puntuale riscontro nelle prossime giornate. Inoltre, alla fine di questo ciclo, che si concluderà giovedì, queste registrazioni verranno comunque messe a disposizione sul sito della Regione Veneto, in modo che comunque questa giornata di studio possa essere a disposizione degli amministratori, dei sindaci del territorio, comunque di chi è interessato a questa importante riforma. Per cui vi auguro un buon lavoro con il webinar odierno e passerei la parola a Pierangelo Spano, che non vedo qui, ma probabilmente è già collegato. Grazie. Ci sono, grazie Enrico, buongiorno a tutte e a tutti, è davvero un onore essere con voi, perché appunto, come veniva presentato, la legge 9 del 2024 è un atto legislativo importante per tutti noi e che coinvolge davvero da tanti punti di vista le amministrazioni che operano sul territorio, quindi riuscire anche a condividere momenti di approfondimento come questi diventano un esercizio importante di costruzione, perché appunto la legge 9, utilizzerò alcune diapositive proprio per rendere la mia esposizione il più fruibile possibile, quindi adesso vado con la condivisione dello schermo in modo che possiate visualizzarle tutti. Suspense. Qualcuno mi dà una conferma del fatto che la visualizzazione è andata a buon fine, perché io a questo punto... Sì, grazie. Confermiamo. Perfetto. Dicevo appunto, l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge 9 pone davvero un atto normativo importante, e lo è fin dalla definizione del suo oggetto, che parla appunto di assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali. Quindi è davvero una norma che si pone il compito non facile di definire una cornice istituzionale all'interno della quale tutti i soggetti possano trovare la definizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità in una dimensione appunto sinergica, cooperativa. Non è per caso quindi che l'entrata in vigore della norma abbia previsto l'approvazione di una serie di atti attuativi. L'articolo 18 le ha identificati 6, che nella responsabilità della Giunta sono stati definiti e adottati entro 6 mesi dall'approvazione della legge, quindi sostanzialmente da aprile, quando è stata pubblicata, il termine è scaduto a ottobre, e come credo sia notizia nota a chi partecipa a questo webinar, abbiamo sostanzialmente 6 delibere della Giunta che hanno affrontato i 6 temi posti come elementi attuativi della riforma. Li elenco per motivi anche di tempo in maniera così insomma superficiale per oggetto, concentrando poi l'attenzione su uno di questi, quello definito dalla DGR 1078, ovvero il regolamento del Comitato dei Sindaci di ambito, perché diventa un po' il passaggio che in questo momento, in questi giorni, è lo snodo fondamentale per la realizzazione di tutto il resto del percorso. Però insomma, giusto per completezza, li riepilogo in una carrellata veloce. Il primo atto che è stato adottato è quello riferito alla DGR 1077, era un atto, diciamo, di scenario, perché dava indicazioni per la costituzione e l'avvio dell'ATS, quindi in maniera, come dire, ampia e relativa anche a questa
necessità di introdurre attraverso la gestione associata dei servizi sociali una figura capace di adottare atti e assumere su di sé oneri e contratti in modo da poter superare quella che oggi è la frammentazione degli enti locali che hanno la responsabilità delle politiche sociali o la fragilità della convenzione, che sappiamo essere uno schema per la gestione associata, ma appunto con dei limiti che poi saranno anche oggetto del webinar di oggi. Il secondo è quasi gemello, perché è la delibera successiva, la 1078, ha concentrato invece l'attenzione su questa importante funzione che è quella dell'organo politico che si riconosce nel Comitato dei Sindaci di Ambito, e tra un attimo andrò nel dettaglio. Poi sono stati adottati gli atti relativi alla disciplina dell'elenco regionale dei direttori dell'ambito, questo non per vincolare la decisione alla scelta della regione, ma per definire invece dei requisiti minimi da un punto di vista soprattutto di professionalità ed esperienza nel settore, che possano garantire chi andrà poi di volta in volta a esercitare questo ruolo a fronte delle scelte che saranno scelte del territorio, del Comitato dei Sindaci. Poi il regolamento della rete territoriale è stato il quarto atto adottato ed è importante perché dà concretezza a questa ambiziosa visione di welfare partecipato che la legge 9 propone in tutti i suoi passaggi e che trova anche una sponda importante nella riforma del testo unico del terzo settore, che è del 2017, ma che ha aperto in maniera concreta a un coinvolgimento di tutte, diciamo così, le competenze e le energie che sul territorio operano attraverso la famosa funzione della coprogrammazione e della coprogettazione. Strumenti nuovi, recepiti anche dal codice degli appalti, sui quali c'è, come dire, un percorso di apprendimento in corso importante, ma che nella definizione stessa della rete territoriale trova un elemento concreto di condivisione quasi nativa, perché se andiamo a costruire nei momenti decisori della prima istanza già una condivisione, un coinvolgimento, capiamo tutti che sarà più facile poi sviluppare una collaborazione produttiva e uscire da una logica che se no diventa quella della committenza, dell'incarico, dell'appalto, che appunto sta da un'altra parte. Poi gli ultimi due atti hanno riguardato l'esercizio delle funzioni delegate alle aziende ULSS, questo perché la legge 9 di fatto ha superato lo storico strumento delle deleghe obbligatorie, ma ha conservato e confermato la possibilità di utilizzare lo strumento della delega. Quindi nella continuità delle azioni in essere un ruolo alle ULSS può essere confermato a fronte di un esercizio di delega che appunto non può più essere imposta ai comuni per legge, ma che può essere decisa e adottata dai comuni per scelta di convenienza, per scelta di competenze, per scelta economica, per scelta di continuità, per tutte le motivazioni che potranno essere adotte. Questa delibera descrive come questa delega deve essere costruita e anche, come dire, definita nei contenuti economici e soprattutto di obiettivo che si pone rispetto agli utenti e ai beneficiari. L'ultimo atto, il sesto, è stata la delibera 1164 che ha sostanzialmente definito il protocollo d'intesa per l'avvio degli ambiti. Questo perché appunto la legge 9 dà 2 anni di tempo al territorio per arrivare alla messa a regime della nuova organizzazione. È importante acquisire il percorso e le tappe attraverso le quali ciascuno arriverà a questo risultato, ed è importante perché appunto territori vengono con esperienze diverse e verosimilmente avranno anche velocità di entrata a regime diverse. La cosa che la legge 9 ha chiarito per tutti è che entro i 2 anni tutto il territorio regionale deve essere nell'organizzazione prevista dalla legge 9. E quindi è importante che entro il prossimo aprile vengano consegnati questi documenti, questa pianificazione delle tappe che porteranno poi all'organizzazione nuova. I più attenti tra voi avranno visto che il mio elenco in questa diapositiva non si ferma a 6 atti, perché ce n'è un ultimo sulla parte destra dello schermo,
che è un settimo atto, non era tra quelli obbligatori previsti dall'articolo 18, ma si è reso necessario per dare poi il riconoscimento delle risorse economiche che la legge ha portato con sé e che vanno, come dire, a riconoscere un contributo, quindi non è il finanziamento della riforma, ma è un contributo all'organizzazione che i comuni stanno mettendo in campo per andare verso questa nuova organizzazione. Anche in questo caso, appunto, è stata fatta con delibera una definizione dei criteri di riparto per l'anno 2024. La legge ha come finanziamento iniziale una triennalità, come è stato più volte ribadito anche dall'assessore Calzavara, non è un vincolo al fatto che siano solo 3 anni, ma era la pianificazione possibile nel momento in cui la legge è stata adottata. Poi quindi scopriremo se nello sviluppo degli anni questa forma di contribuzione verrà confermata, modificata, integrata. L'importante è capire che non si tratta del finanziamento dell'organizzazione, non potrebbe essere questo l'oggetto, visto che la competenza è dell'ente locale, ma di un contributo a quelli che sono appunto gli investimenti, le azioni necessarie, prodromiche si direbbe, no, all'attivazione di questa nuova organizzazione. Detto questo come quadro, passerei all'analisi di quello che appunto, come dicevo in premessa, è oggi il punto fondamentale, almeno nella visione che ne abbiamo noi, del processo di costituzione degli ambiti, ovvero la definizione dello schema di regolamento e l'attivazione di fatto del comitato dei sindaci di ambito. Va bene. Questo è sostanzialmente il luogo delle decisioni che caratterizzeranno la vita dell'ambito e che ne dimostrano, come dire, la divisione da parte di tutti gli enti locali del territorio di riferimento. Quindi la delibera 1078 nel suo allegato ha messo in chiaro tutti gli elementi che dal nostro punto di vista sono essenziali come minimi, il che non impedisce di arricchirli, di precisarli, di andare ulteriormente a declinarli, ma da un certo punto di vista definisce invece quella che è la natura che non può mancare. E tra le cose che non possono mancare o sulle quali non si può avere confusioni, c'è la definizione proprio del comitato dei sindaci di ambito, che non è il comitato dei sindaci di distretto. Ancorché composto dagli stessi comuni e ancorché da norma costituito come prima convocazione dal comitato dei sindaci di distretto, è importante avere chiaro che si tratta di un organo separato perché tratta materie diverse. Anche qui, tante volte nel linguaggio anche un po' comune, insomma, si tende a dire sociale, sociosanitario, sanitario, perché veniamo da una storia di 40 anni di integrazione, una storia che nessuno vuole rinnegare, ma che oggi con la legge 9 cerca di mettere a fuoco la necessità di identificare chiaramente l'ambito sociale. Quindi sociale, quello che è solo sociale, prima di diventare integrazione sociosanitaria, integrazione lavorativa, integrazione col mondo del lavoro, integrazione col mondo della scuola, deve avere una sua definizione. E quindi tutta la legge 9 ruota intorno a questa necessità e il comitato dei sindaci di ambito quindi avrà una sua identità, deve avere una sua identità e deve avere una sua operatività perché è a questo organo che sono preposte le decisioni in materia sociale che riguardano sicuramente la definizione dell'organizzazione, ma anche uno degli aspetti importanti che è qui, che è legato alla pianificazione, al piano di zona. Uno dei compiti dell'ambito del comitato dei sindaci di ambito è approvare il piano di zona. Noi abbiamo una lunga storia di pianificazione con i piani di zona, abbiamo dei piani di zona vigenti in forza di linee guida che hanno definito come dovessero essere approvati. La legge e anche questa delibera chiarisce che nella fase transitoria valgono comunque queste regole, ma che queste regole poi verranno sostanzialmente modificate a valle dell'approvazione del piano regionale dei servizi sociali, della costituzione degli ambiti e della definizione quindi di un contenuto del piano di zona dei servizi sociali
in gran parte nuovo rispetto ai contenuti del piano di zona che conosciamo, che rimarrà come strumento di programmazione dell'integrazione sociosanitaria, ma prenderà il nome di piano attuativo territoriale. Quindi di fatto capite che l'importanza del comitato dei sindaci di ambito è legata al fatto che deve prendere delle decisioni rilevanti su quante materie, su quali materie, su quante risorse, quindi il bilancio dell'ATS verrà deciso dal comitato dei sindaci di ambito. Il direttore dell'ATS verrà deciso dal comitato dei sindaci di ambito. Quindi è importante che ci sia chiarezza, qui appunto sono definite le competenze e le funzioni, ma ci sia chiarezza su come può lavorare il comitato, quindi come viene convocato, qual è il quorum con cui si considerano valide le sedute, come si fanno i requisiti per la validità delle votazioni, come viene assegnata la presidenza, con quanta durata, la vicepresidenza, eventuali organismi di supporto alla presidenza. Capite, sono tutti elementi che devono trovare oggi una definizione per consentire poi di arrivare ai passaggi, quelli decisionali, in maniera trasparente e soprattutto legittimata. E questo è dietro l'angolo perché, come si diceva, la delibera 1164, quella che definisce il protocollo d'intesa, ovvero quella che scandisce le fasi attuative con cui ciascun ambito diventerà operativo, ha bisogno di essere scritta, approvata e trasmessa, ma approvata appunto dal comitato prima e da ciascun sindaco e da ciascun comune partecipante poi. E vedete, la trasmissione alla regione deve avvenire entro il 10 aprile, quindi sembra tanto tempo, in realtà è veramente un tempo da gestire con grande efficienza, perché il rischio se no è di non restare nel rispetto di questa tempistica. Altro passaggio, e qui mi avvio anche alla conclusione del mio intervento per restare nei tempi, è quello legato alla DGR 1277, quella che ha sostanzialmente assegnato le risorse del 2024, perché anche qui, in un elemento di trasparenza dei costi che possono essere rendicontati a valere di questo contributo, si prevede che la relazione finale, che verrà presentata per ottenere poi il saldo, debba passare attraverso una illustrazione e approvazione da parte del comitato dei sindaci di ambito. Quindi, ancora una volta, si riconosce una funzione importante e non sostituibile a questo organo che, appunto, come verrà poi approfondito nella illustrazione di oggi, è un organo dell'azienda speciale consortile ed è di fatto il luogo in cui le decisioni trovano una definizione. Quindi interrompo la condivisione e vengo, come dire, alla chiusura. La legge 9 è una legge ambiziosa e che pone a tutti una sfida importante. La posta al Consiglio nella sua fase di discussione e approvazione, l'ha posta alla Giunta nei 6 mesi con cui abbiamo dovuto mettere, come dire, in definizione questi atti, che sono tutti atti importanti perché cercano di intervenire su un sistema previgente guidandone una trasformazione, sapendo che le fasi transitorie sono sempre le più delicate. Adesso, come dire, la palla è nel campo di gioco degli enti locali, perché fin dalla definizione del funzionamento del comitato dei sindaci di ambito e delle decisioni che da lì devono passare, si capisce che appunto è fondamentale che ci sia consapevolezza e anche un sano protagonismo per fare in modo che questa riforma cominci a muovere i suoi passi e che questa organizzazione, che come è stato illustrato anche in occasione degli incontri di cui facevamo cenno in apertura, guarda a una prospettiva della dimensione sociale, dei servizi sociali, anche aperta a quello che ci aspetta nel futuro presente futuro, nel senso di intercettare le risorse, i finanziamenti che la programmazione comunitaria mettono a disposizione e soprattutto interpretare una logica di welfare territoriale che trova inevitabilmente nel comune e nella comunità in cui la persona vive il luogo in cui ricomporre i diritti. Quindi è con questo auspicio che insomma noi siamo
nell'operatività, che ci vedrà comunque impegnati anche nella fase di approvazione del piano sociale regionale, anche questo uno strumento che la Regione Veneto non ha avuto perché ha sempre, come dire, gestito col piano sociosanitario, strumento che rimarrà, ma questa sfida di dare al sociale una definizione appunto con questa dimensione a 360 gradi chiede anche a livello regionale di mettere a fuoco un atto programmatorio dedicato. Stiamo aspettando l'approvazione del piano nazionale, proprio giovedì pomeriggio ci sarà il passaggio di verifica con la rete e che quindi poi dovrebbe portare, aprire al percorso di approvazione del documento che è già ormai in versione definitiva da qualche settimana. Quindi capite, anche per noi è un processo continuamente in divenire, con tappe che devono essere conseguite una dopo l'altra per garantire che il percorso appunto sia completo. Mi fermo qui, ringraziandovi anche per l'attenzione e confermando che su eventuali domande, dubbi relative all'aspetto più della materia dei servizi sociali, perché appunto su questo daremo un riscontro scritto anche per facilità e per chiarezza, e mi scollego scusandomi in anticipo perché non riuscirò a seguire tutta la mattinata, essendoci sovrapposte un paio di riunioni che chiedono la mia presenza, però di fatto insomma nella condivisione che abbiamo detto in premessa sicuramente tutto quello che sarà detto mi verrà riferito. Grazie ancora e ridò la parola credo a Filippo Zola. Sì, grazie mille per questo inquadramento iniziale. Io passo la parola alla dottoressa Nadia Campani, che approfondisce appunto il tema della scelta del modello gestionale, con appunto l'attenzione particolare all'azienda speciale consortile. Vi ricordo di utilizzare la chat per le domande che rivolgeremo a Nadia Campani e anche all'intervento successivo, in particolare essendo alcuni temi ovviamente toccati in entrambi gli interventi, magari alcune domande le teniamo una sessione unica di domande alla fine, in modo che poi il docente di competenza sappia gestire la risposta. Quindi mentre parlano siete liberamente, potete iniziare ad aggiungere le domande, poi le organizziamo e le passiamo ai docenti. Nadia, prego. Grazie Filippo, anche io per supportare così la relazione mi avvalgo di un po' di materiale e vi chiedo anche qua, come vi ha chiesto il dottor Spano, se vedete la presentazione. Si vede? Perfetto. Sta caricando, sì. Benissimo. Come è stato anticipato sia dal dottor Specchio che dal dottor Spano, in questo intervento cerchiamo di concentrarci sull'analisi del modello gestionale per la gestione associata dei servizi sociali e la nostra delibera di riferimento, nel quadro molto ricco di indicazioni fornite dalla vostra regione per l'avvio degli ambiti territoriali sociali, ci concentriamo in particolare sulla 1077, che è quella che dà proprio le indicazioni pratiche, individua proprio anche materialmente il percorso per l'individuazione della forma gestionale. Come ha un po' inquadrato il dottor Spano, questa delibera è molto ampia e descrive anche come cambiano non solo la gestione ma anche come cambia la programmazione a seguito della costituzione delle ATS, e poi descrive nel dettaglio tutti i passaggi relativi alle scelte che i sindaci, col supporto dei loro tecnici, debbono fare per assumere e che devono assumere per arrivare alla costituzione dell'ATS, con l'individuazione anche degli atti da formalizzare. E c'è un particolare riferimento a due modelli, che sono quello dell'azienda speciale consortile e la convenzione, rispetto ai quali poi vedremo perché la Regione si spinge anche a dare un'indicazione così specifica rispetto alla forma gestionale preferibile. Allora, in questo complesso percorso di riorganizzazione
è molto chiaro, anche per come lo ha delineato, insomma, l'intervento precedente, qual è la competenza del livello politico, che è costituito dai sindaci dell'ATS, il comitato dei sindaci di ambito, che deve assumere le scelte, ed ha anche in questa fase di analisi, che è prodromica all'assunzione della scelta definitiva, le direttive a livello tecnico per studiare la forma gestionale. Il livello tecnico, infatti, sulla base degli indirizzi, deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni che servono per la programmazione e la gestione, formulando una proposta organizzativa per gestire i servizi sociali e socioassistenziali in forma associata. Per arrivare alla proposta della formula gestionale del modello organizzativo va avviato un percorso in cui questa individuazione è il momento finale, dopo aver svolto due ordini di analisi, una relativa al territorio, in modo tale che questa importante riorganizzazione sia la più possibile aderente a quelle che sono le necessità anche in prospettiva di questo territorio, e da un'analisi molto dettagliata del sistema di servizi sociali che esiste e che deve essere riorganizzata all'interno della nuova gestione associata. Cosa significa un inquadramento del territorio? Vuol dire andare a ricostruire i dati demografici e territoriali dei comuni che sono coinvolti nella riorganizzazione, le loro caratteristiche socio-economiche, qual è l'assetto istituzionale, l'organizzazione e il fabbisogno di servizi esistente e in prospettiva, ma anche le risorse che sono in quel territorio. Considerato che lo sviluppo, per come è anche indicato nelle normative degli ultimi anni e per come sta avvenendo all'interno del modo di operare dei servizi sociali, è importante valorizzare anche quelle che sono le risorse del territorio, le risorse delle famiglie, le risorse dell'associazionismo, che collaborano alla rete dei servizi. Ecco, questa analisi del territorio è la base di un piano di sviluppo che, come dicevamo, non deve rappresentare soltanto una rivisitazione di quello che c'è, ma deve prefigurare le esigenze di servizi nel medio-lungo periodo, in un'ottica di promozione, adeguatezza e anche sostenibilità rispetto alle risorse esistenti. Questo per quel che concerne l'inquadramento del territorio, che sarà anche una base, diciamo così, di quella nuova modalità di programmazione sociale a cui ha fatto riferimento il dottor Spano. Per quel che concerne l'analisi del sistema di servizi sociali esistenti, occorre una ricostruzione piuttosto dettagliata, perché la gestione associata dovrà andare a mettere insieme tutto quello che c'è e bisognerà conoscere molto dettagliatamente in ognuno di questi servizi cosa c'è, in particolare partendo dal personale, che è il cuore dei servizi alla persona, ma anche cercando di comprendere quali sono i modelli organizzativi, come questo personale opera. Banalmente, facendo riferimento ai servizi sociali, è importante mettere in evidenza se oltre all'approccio assistenziale e educativo di sviluppo delle risorse delle persone, c'è anche già un approccio di carattere comunitario, quindi di valorizzazione delle risorse sociali. Valutare ente per ente se l'approccio e l'organizzazione è di tipo specialistico e quindi vi ci sono operatori dedicati alle diverse aree di lavoro, oppure, come sarà più presumibilmente negli enti di piccole dimensioni, vi sarà uno o comunque pochi operatori che si occupano trasversalmente di vari aspetti. Come è organizzata la presa in carico e, passando dal modello organizzativo all'utenza, quanta è e quale è l'utenza in carico, che caratteristiche ha, quali sono poi i servizi che vengono erogati sul territorio, in quali sedi, qual è l'articolazione territoriale dei servizi, qual è il budget a loro disposizione, quali sono i principali procedimenti amministrativi che vengono assunti dal personale, quali sono gli appalti e i contratti in essere e infine quali sono gli applicativi utilizzati non solo per la gestione amministrativa ma anche
auspicabilmente, se ancora non ci sono, per la presa in carico. Entrando più nel dettaglio delle risorse umane, l'intervento del dottor Di Bella che mi seguirà entrerà molto nel dettaglio degli aspetti anche giuridici connessi alla riorganizzazione del personale. In questa parte in cui descriviamo invece qual è la ricostruzione da fare, mi limito a dire che, essendo le risorse umane la risorsa centrale di questa tipologia di servizi, andrà fatta un'analisi molto specifica di tutte le professionalità che oggi operano nei servizi, che vi sono dedicate, non solo assistenti sociali, ma anche altri profili, in particolare quelli amministrativi, che sono dedicati ai servizi sociali anche a tempo parziale, perché chiaramente nelle organizzazioni più piccole così sarà, ma va rilevato, e per ogni figura va rilevato anche quali sono le mansioni e i procedimenti in carico. È importante in questa fase di rilevazione non fotografare solo quello che c'è, ma mettere in evidenza anche quello che evidentemente è carente e manca. Perché questo è importante? L'organizzazione, lo ripetiamo, deve essere un'occasione anche di sviluppo e di risoluzione il più possibile di criticità che ci sono. Per quanto concerne i modelli organizzativi, insomma, abbiamo accennato ai differenti possibili modelli che possono coesistere di organizzazione dei servizi sociali, ma ci sarà anche una varietà di modelli nella gestione dei servizi, in particolare dei servizi socioassistenziali, che potranno essere gestiti in forma diretta o in appalto. In questa variegata ricostruzione occorrerà valutare poi, nell'ipotesi della gestione associata, quali sono le specificità che sono collegate ad aspetti e bisogni specifici di un territorio e che quindi possono essere mantenute perché sono un valore e una risposta a esigenze che sono particolari, da invece diversità che sono semplicemente abitudini consolidate e possono invece essere rese maggiormente, possono essere assorbite in un'ottica di maggiore omogeneità dell'offerta anche sul territorio. Una attenzione particolare dovrà essere posta alle sedi, siccome questo è un tema che è uscito molto anche nei webinar precedenti, va ribadito che l'unificazione gestionale non comporta una unificazione delle sedi, anzi è il contrario, cioè più la gestione è associata, più la sua presenza deve essere capillare sul territorio. Quindi andranno individuate le sedi che ci sono, perché la gestione associata dovrà trovare le forme giuridiche, tipicamente il comodato, per poterle utilizzare, ma andranno anche individuate anche qua se ci sono delle carenze, per capire se la gestione associata potrà andare a implementare anche delle sedi in luoghi periferici che magari oggi non sono raggiunti da tutti i servizi necessari. La ricostruzione degli affidamenti e degli appalti dovrà censire quindi tutto quello che c'è, che dovrà transitare all'interno di una gestione unica associata, e anche prefigurare la possibilità, come è stato detto anche per i servizi gestiti, di eventuali unificazioni, cioè andando pian piano ad allineare le scadenze per servizi omogenei e quindi prevedendo con quindi economie di atti ed economie di scala una unificazione anche di appalti laddove sia possibile. Le risorse economiche dovranno essere fotografate comune per comune e soprattutto andrà pianificato, come è stato detto anche per i servizi, quello che potrà essere gestito in forma unitaria totalmente, anche con un unico budget e in forma solidale, e per cui quindi i trasferimenti dei comuni saranno su base capitaria, mentre interventi che richiederanno invece trasferimenti specifici e diversificati comune per comune, che corrisponderanno a quelle tipologie di servizi che non saranno uguali su tutto il territorio, ma saranno diversificati comune per comune. Questa è una parte importante perché si deciderà insieme che cosa è totalmente solidale. Partendo da quelle che sono le esperienze un po' che sicuramente che sono già presenti anche oggi dove non c'è la gestione associata e ci sono già comunque
in diversi contesti territoriali delle esperienze di bilancio associato, e l'esempio tipico è quello delle comunità per minori, partendo da quello in cui già di solito già c'è un'esperienza insomma di gestione solidale tra i comuni, si potrà valutare se ci possono essere degli altri interventi e spese che è opportuno e vantaggioso per tutti gestire in forma associata, totalmente solidale. Perché? Perché questo consente ad ogni comune di avere una programmazione più sostenibile e più prevedibile, laddove sappiamo che un singolo intervento a volte rischia di mettere in crisi il bilancio del singolo comune, mentre una gestione solidale consente un po' di attutire i colpi, diciamo così. L'analisi dei procedimenti, come già detto anche per gli appalti, consentirà di capire laddove ci sono degli atti amministrativi che vengono assunti in modo uguale praticamente in tutti gli enti, ed è possibile invece semplificare con un'assunzione di un unico atto a livello associato. Ecco, dopo aver fatto tutta questa articolata ricostruzione di quello che esiste e di come può essere riorganizzato in una gestione associata, si potrà passare all'analisi organizzativa, quindi a fare delle ipotesi di quale modello organizzativo potrà unificare tutto quello che c'è con due obiettivi: quello, come abbiamo detto, di preservare un patrimonio esistente, ma anche immaginando quelli che possono essere gli sviluppi e gli scenari da articolare in modo che siano sostenibili nel tempo e adeguati alla domanda. Ecco, sulla base del modello organizzativo individuato, e questo è il punto finale dell'analisi, si può prefigurare il contenitore, scegliendolo tra quelli disponibili in base all'obiettivo di avere le maggiori garanzie e risposte possibili sugli obiettivi di sviluppo, sulla capacità di risposta e anche sul contenimento dei costi. E qua vediamo perché la Regione ha indicato tra i modelli possibili due modelli in particolare, perché la normativa, il testo unico degli enti locali, prevede alcune opzioni. All'articolo 30 prevede la convenzione tra i comuni, all'articolo 31 i consorzi, all'articolo 32 le unioni di comuni, e poi all'articolo 114, laddove individua gli strumenti di gestione per i servizi, ed è il nostro ambito perché siamo nell'ambito dei servizi sociali, individua le aziende speciali e le istituzioni. Le istituzioni non ci riguardano perché riguardano il singolo comune, le aziende speciali invece, potendo essere anche di più comuni, ci interessano molto. E infatti perché la Regione ha individuato due modelli, ha individuato quali sono i modelli che ha individuato, poi vedremo il perché. Ha individuato la convenzione tra i comuni, di cui è l'articolo 30 del testo unico enti locali, ma qua facciamo subito una specifica e poi vedremo anche qua perché. La convenzione, senza che questa convenzione generi un ente gestore, ma si limiti a appunto prendere accordi, definire accordi tra i comuni, è una modalità eventualmente praticabile solo negli ambiti territoriali e sociali che coinvolgono un comune capoluogo. L'altro modello è quello dell'azienda speciale consortile, che è una combinazione dell'articolo 31 che parla di consorzi e dell'articolo 114 che parla di aziende speciali, va precisato che comunque prevede l'adozione di una convenzione che però genera un ente gestore, azienda speciale, in grado di assorbire la gestione. Prima di entrare dentro questi due modelli e vederne le caratteristiche, ragioniamo sul perché non è stata data priorità alle unioni, pur essendo teoricamente praticabili. Allora, intanto le unioni sono un vero e proprio ente locale e nascono per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi, cioè per un numero di funzioni e servizi minore a 4 è sproporzionata come struttura. I territori che le hanno sanno che sono dotati di un vero e proprio consiglio, di una struttura che è uguale a quella di un comune. È come se nascesse un nuovo comune, ma ha senso far nascere un ente di questo genere per la gestione di una sola funzione? Quindi questo è un tema di sostenibilità ed appropriatezza. Poi c'è un altro aspetto di complessità istituzionale.
ci sono già delle unioni, ma per essere gestore dei servizi sociali dell'ATS, le unioni dovrebbero coincidere col perimetro dell'ATS, quindi essere unioni molto grandi, che dovrebbero ricomprendere tutti i comuni dell'ATS, andando a sciogliere delle unioni esistenti, molto complesso. Il terzo aspetto è più di carattere gestionale, di opportunità e di snellezza. Le unioni sono uguali a un comune e quindi hanno gli stessi vincoli amministrativi, in particolare contabilità finanziaria e limiti assunzionali dei comuni. Siccome ci sono delle unioni che hanno in capo la funzione sociale, si dovrà valutare se queste unioni, siccome gestiscono anche altri servizi, semplicemente trasferiscono la gestione del sociale a livello di ATS, quindi partecipano, essendo titolari della funzione sociale, alla convenzione di costituzione della forma gestionale a livello di ATS, oppure se ad esempio gestendo troppe poche funzioni dovranno essere completamente ripensate. Comunque di sicuro non sono lo strumento più snello, diciamo così, per la gestione delle funzioni sociali a livello di ATS. I consorzi perché non vengono considerati? Allora, ci sono una serie di regioni, insomma, le prime di carattere giuridico e le ultime di carattere gestionale. Allora, innanzitutto, sempre il testo unico all'articolo 31,6 precisa che tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio. Siccome voi avete già consorzi per la gestione di altri servizi, dovreste scioglierli oppure chiedere alla Corte dei Conti se è legittimo costituire altri consorzi in forma diversa per altri servizi, atteso che il testo unico lo darebbe come escluso. Un altro aspetto delineato sempre dal testo unico, al comma 8 dello stesso articolo 31, esplicita che i consorzi vanno applicate per quanto compatibili le norme previste per le aziende speciali. Questo, come vedremo, significa configurare i consorzi come enti economici. E aderendo a questa indicazione, i consorzi sarebbero di fatto identici all'azienda speciale e quindi, essendo l'azienda speciale un oggetto maggiormente trattato anche in giurisprudenza, è sicuramente più semplice optare direttamente per l'azienda speciale che costituire un consorzio che poi si comporta come un'azienda speciale. Anche superati tutti questi ostacoli, quindi ci sarebbe l'opportunità comunque di scegliere il modello dell'azienda speciale. Qualora si valutasse di costituire un consorzio non come ente economico, come indicato dal comma 8 dell'articolo 31, ma come ente non economico, ammesso che la Corte dei Conti, ripeto, lo dia come fattibile, ci troveremmo di fronte a un ente simile all'Unione, cioè quindi un ente non economico che si comporta come un comune, come un'unione, quindi ha gli stessi vincoli che prima abbiamo detto di carattere amministrativo e di carattere assunzionale. Quindi un contenitore di fatto poco appropriato per la gestione dei servizi sociali che deve essere tempestiva, snella e poter contare su una elasticità nella capacità assunzionale e una velocità quindi di reperimento delle figure professionali che occorrono. Vediamo invece i due modelli indicati dalla normativa regionale. La convenzione abbiamo detto costituita però senza generare un ente gestore. Un primo aspetto che ci dà però ci fa ragionare, ecco, sul modello della convenzione è quello della temporaneità. La convenzione per sua natura è temporanea, può durare 3-5 anni con una tempistica chiaramente che individuano i comuni aderenti, ma con questi caratteri di temporaneità è evidente che tutte le sinergie che prima abbiamo indicato nella gestione associata sono difficilmente realizzabili, perché come può un ente capofila, perché diremo poi anche questo, c'è necessità di individuare un ente capofila, andare ad accorpare gli appalti che oggi sono depositati nei singoli comuni, avendo davanti, a che titolo lo fa? Avendo davanti una gestione temporanea. Questo è solo uno degli esempi, poi il mio collega parlerà dei limiti connessi anche invece alla implementazione del personale.
La temporaneità sicuramente può accompagnare una gestione associata di quello che c'è, ma difficilmente può consentire degli sviluppi. Con riferimento alla personalità giuridica, la Convenzione non ha personalità giuridica, quindi deve individuare un soggetto e se non è costituito ex novo deve essere uno dei comuni su quale poggia giuridicamente tutta la gestione. E quindi un soggetto che sarà il comune capofila, che assorbe tutto il personale dei comuni aderenti alla Convenzione e assume tutto il budget di ambito sociale dei comuni aderenti alla gestione. Perché quindi la Regione ha indicato questa possibilità solo per gli ATS che ricomprendono dei comuni capoluogo? Perché ovviamente sono gli unici a poter avere, stanti le loro dimensioni, una organizzazione sufficiente per poter assorbire questo personale e queste risorse economiche. Laddove invece è evidente che in ATS privi di comuni capoluogo, laddove i comuni sono tutti più o meno di piccole e medie dimensioni, questa operazione per un comune capofila diventa piuttosto ardua, per non dire impossibile, o comunque sicuramente per quel comune molto complessa e antieconomica. Il quadro normativo di riferimento per la gestione è quello del comune capofila, con i suoi limiti e con le sue caratteristiche di funzionamento, quindi tutto va nel bilancio, deve essere riportato tutto nel bilancio del comune capofila, deve rispondere ai regolamenti del comune capofila e alle regole di funzionamento di quell'ente, il suo regolamento di contabilità, eccetera. Tutto va nella programmazione di quegli enti, di quell'ente, sulla base della programmazione fatta a livello di comitato dei sindaci di ambito, che però deve riflettersi dentro il bilancio di quel comune. Veniamo ora invece ad analizzare l'azienda speciale consortile. È un ente che nasce ex novo, ha una durata illimitata, nasce per durare nel tempo. Ha una sua personalità giuridica, quindi si dota di un proprio statuto, di propri regolamenti. E quello è il suo quadro normativo di riferimento, oltre ovviamente alla normativa e alle sentenze che ci sono a livello nazionale. Quindi nessun ente è costretto a riorganizzarsi per gestire i servizi, ma viene creato un contenitore nuovo che gestisce i servizi per conto di tutti i comuni dell'ATS. Quindi l'azienda speciale riceve dai comuni che la costituiscono le risorse economiche e professionali e le gestisce per loro conto. Non ha vincoli assunzionali, se non nella misura delle risorse economiche che le vengono assegnate. Questo è un aspetto molto importante. Molto importante. Ha inoltre una contabilità di tipo economico e quindi con modalità più snelle nella gestione quotidiana. Che cos'è un ente pubblico economico? È un ibrido che ha degli aspetti di carattere pubblicistico e degli aspetti privatistici. Gli aspetti pubblicistici sono legati al fatto che utilizza risorse pubbliche e quindi deve applicare il codice dei contratti e rispettare le disposizioni in materia di trasparenza. Dovrà avere un proprio sito con l'amministrazione trasparente e tutte le informazioni su che cosa fa l'azienda speciale. Gli aspetti privatistici sono quelli che le consentono di operare come un'azienda. Viene iscritta al registro delle imprese e, per quanto concerne il contratto di lavoro del personale, afferisce al diritto privato. Il mio collega spiegherà bene cosa significa questo aspetto, ma anticipo, perché l'avete già letto in normativa, che comunque questa azienda speciale che costituiranno i comuni dell'ATS applicherà il contratto di lavoro pubblico, quindi è una disciplina privatistica ma molto attenuata, perché comunque ci si muove nell'ambito del contratto pubblico. Scusate, sono andata avanti troppo. Qual è la struttura dell'azienda speciale? È definita per legge, c'è un consiglio d'amministrazione, che è l'organo che si interfaccia con i sindaci, garantisce l'applicazione degli indirizzi politici che vengono dati dai sindaci,
ha la rappresentanza esterna nella figura del presidente. Poi c'è il direttore, molto ha detto già il dottor Spano su questa figura. Per quanto riguarda specificamente l'azienda speciale, è il responsabile della gestione aziendale, ha la responsabilità di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali che stanno dentro all'azienda. C'è l'organo di revisione, che funziona poi come quello di qualsiasi altro ente pubblico, e poi ci sarà l'articolazione di tutti i settori e servizi in base a quello che verrà effettivamente conferito all'azienda speciale. Lo statuto potrà personalizzare questo scheletro organizzativo che viene individuato dalla normativa, individuando ad esempio quanti sono i componenti del consiglio di amministrazione, quali sono le linee generali dell'azienda, come è composto anche l'organo di revisione, sia aspetti organizzativi sia aspetti di principio che costituiranno anche l'identità di questo ente strumentale nuovo. Questa è un po' la struttura anche visualizzata, dove si vede il CDA e il direttore generale che rispondono al comitato dei sindaci di ambito, alle loro linee di indirizzo, e che poi articolano la gestione dell'azienda nei servizi ad essa conferiti. Il ruolo del comitato di sindaci di ambito è stato ben delineato dal dottor Spano con riferimento specifico proprio agli atti normativi dell'azienda speciale, e che peraltro dovranno essere poi dettagliati maggiormente negli atti costitutivi. Nomina il consiglio d'amministrazione, poi approva tutti gli atti di programmazione fondamentali che sono definiti dalla legge per le aziende speciali, che sono il piano programma, il contratto di servizio, che individua le quantità e le forniture di servizi che l'azienda deve dare ai comuni, un budget triennale, uno di esercizio, e poi il piano degli indicatori bilancio. Precisiamo, insomma, ma come sanno bene i responsabili finanziari degli enti locali, che l'azienda speciale è un ente controllato che rientra nel perimetro del bilancio consolidato di ogni comune, quindi c'è un controllo forte su questo ente strumentale da parte dei comuni. L'azienda speciale, nel momento in cui parte, cosa fa? Riceve tutto il personale che opera nei servizi, assume quello che manca, lo articola nelle sedi territoriali, come disposto dal progetto complessivo del comitato dei sindaci, subentra negli enti ai comuni in tutti i loro contratti, convenzioni, appalti, acquisisce le sedi con dei comodati, gestisce nel bilancio tutte le risorse economiche, riceve i trasferimenti dei comuni e della regione e le eventuali rette degli utenti, applica, come dicevamo, una contabilità economica e si rapporta con l'ASL per l'integrazione sociosanitaria ove necessario. Tutti questi passaggi sono simili nel caso di comune capofila, con le differenze e i limiti che abbiamo detto della temporaneità, della contabilità finanziaria e dei limiti assunzionali. Ecco, il protocollo d'intesa, fatto cenno anche a questo importante strumento di prossima adozione da parte vostra, il dottor Spano, darà un po' tutta la tabella di marcia delle fasi di costituzione dell'ente strumentale e lo adotterete mentre il percorso di analisi che abbiamo descritto sarà già in corso e forse anche in fase abbastanza avanzata. Perché in questo protocollo, al protocollo dovrete un po' allegare la scansione temporale dei tempi degli atti e delle fasi in cui si articoleranno tutti i passaggi necessari per la costituzione vera e propria dell'azienda speciale. È un piano di lavoro formalizzato tra i comuni per arrivare nei tempi che sono poi quelli dell'anno successivo, la primavera 2026, alla costituzione dell'azienda speciale. Quali saranno i passaggi finali che si approveranno nei consigli, gli atti fondamentali dell'azienda, quindi la convenzione tra i comuni, l'atto costitutivo e lo statuto, che sarà poi sottoscritto dai sindaci nella fase istitutiva vera e propria. Poi verranno nominati gli organi. E qua facciamo un'osservazione così di programmazione. La nomina degli organi deve avvenire con congruo anticipo rispetto all'avvio dei servizi, in modo che il CDA e il direttore possano predisporre tutti gli atti propedeutici necessari per il funzionamento dell'azienda. Abbiamo detto che deve avere dei propri regolamenti, dovranno essere definiti.
ma soprattutto dovrà essere programmato il personale necessario, sia quello che si riceve dai comuni consorziati, ma anche quello nuovo che dovrà essere reclutato. Poi dovranno essere adottati quegli atti di programmazione economico-finanziaria a cui abbiamo fatto cenno, la definizione delle sedi, quindi gli atti di comodato per riceverli e così via. Cambieranno gli atti di programmazione dei comuni, che non avranno più la gestione diretta dei servizi sociali, ma ne avranno comunque la programmazione. Questa funzione non è più gestita direttamente, verrà gestita attraverso l'azienda speciale, dovrà ricostruire, mettere in evidenza questo passaggio, contenendo gli indirizzi generali per operato dell'azienda, a cui i sindaci, come comitato di sindaci di ambito, faranno riferimento. Quindi i sindaci faranno riferimento alla programmazione assunta dai loro consigli comunali e la tradurranno nelle linee di indirizzo da dare all'azienda speciale. Il bilancio del comune non prevedrà più tutti i capitoli del sociale, ma un unico trasferimento all'azienda speciale e idem per il PIAO. Passerei la parola al mio collega per la più puntuale analisi degli aspetti sul personale e risponderò dopo al suo intervento alle domande che riguardano questa parte. Grazie Nadia. Passo la parola appunto al dottor Alberto Di Bella per il tema legato al personale. Buongiorno a tutte e a tutti. Entriamo un po' nel merito degli aspetti che riguardano la gestione delle risorse umane. Provo anch'io a un attimo condividere le stesse slide, così sono autonomo rispetto alla presentazione precedente, ma insomma l'impianto è lo stesso. Comincio col dire che anche in questo caso le linee guida della Regione sono assolutamente esaustive, molto, molto chiare, per cui è un punto di riferimento importante. L'impianto della legge regionale per ciò che riguarda... Scusa, non sei più in condivisione con la presentazione. Sì, adesso sto arrivando. Okay. Si sta lentamente aprendo qualche problema di computer, ma intanto comincio, poi lancio le slide. Dicevo, l'impianto previsto nella legge regionale è caratterizzato da, intanto in termini generali, da forme di tutela e di un approccio graduale e tendenzialmente conservativo di tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro e le prerogative che oggi caratterizzano il rapporto di lavoro pubblico. Proprio per questo la scelta di riferimento è stata quella di mantenere il contratto enti locali, quindi funzioni locali, anche una volta completato il passaggio all'ente pubblico economico. Quindi anche pur muovendosi in un ambito privatistico di un soggetto che non rientra più nel novero delle pubbliche amministrazioni comunemente intese, quindi quelle che, benché abbia, come diceva Nadia, alcuni aspetti di gestione pubblicistica che riguardano caratteristiche, la trasparenza, la gestione degli appalti e così via. Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico non si tratta di un'amministrazione pubblica. Tuttavia c'è la possibilità per... si vede? Adesso sì. Okay. Sì. Dicevo, pur avendo un inquadramento all'interno di un soggetto giuridico che non è pubblicistico, abbiamo la possibilità di applicare il contratto pubblico. Ma facciamo un passo indietro. Il meccanismo, il sistema previsto dalla legge regionale, individua due momenti successivi. Intanto la prima fase, in un momento di fase transitoria, la legge regionale prevede la forma dell'assegnazione funzionale ai nuovi soggetti giuridici,
che siano l'azienda speciale o eventualmente la convenzione, che sicuramente è meno preferibile per una serie di motivazioni che già la dottoressa Campani prima di me ha spiegato, abbiamo comunque una forma di prestito, diciamo così, quello che viene definita assegnazione funzionale, ma che è comunemente conosciuto come comando. Di fatto viene mantenuta la pertinenza giuridica, quindi l'appartenenza all'ente di oggi di riferimento, viene garantita la conservazione del trattamento economico, giuridico, sia economico e giuridico, sia dal punto di vista retributivo sotto il piano del tabellare, quindi la retribuzione fondamentale, ma anche quella accessoria, tutto rimane invariato rispetto alla gestione, alla transizione di questo momento di passaggio con le regole degli enti locali di appartenenza. Sostanzialmente nulla cambia rispetto all'inquadramento giuridico, semplicemente vi è un'assegnazione funzionale al nuovo soggetto che comincerà a organizzare le attività e nel concreto a occuparsi del rapporto di lavoro, della gestione del rapporto di lavoro vero e proprio. Ma in questa fase il primo passaggio prevede un'assegnazione funzionale che di per sé implica il consenso del lavoratore. Se il consenso viene chiesto, qualora non fossero sufficienti il numero di assegnazioni individuate tramite consenso, quindi mediante una forma consensuale di passaggio, si dovrà fare ricorso al distacco, articolo 30 del decreto 165, che invece non prevede il consenso in quanto tale, dove le figure così identificate non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno gradualmente incrementale dei nuovi soggetti. In ogni caso, nella prima fase nulla cambia rispetto al rapporto di lavoro e anche per quanto riguarda il trattamento economico, quindi avremo una situazione nella quale, come avviene comunemente in tutte le situazioni di convenzione e di assegnazione funzionale, i trattamenti economici, anche a parità di condizioni di lavoro, potranno, anzi sicuramente saranno diversi per via delle differenze che ognuno avrà in questo, come condizioni di partenza. Purtroppo i fondi retributivi di risorse decentrate non sono tutti uguali nei comuni e si avranno questo tipo di disparità di trattamento, se vogliamo dire così. Questa fase però è prodromica rispetto alla definitiva assegnazione al nuovo soggetto, che si auspica essere quello dell'azienda speciale, tramite il meccanismo della cessione di attività, articolo 2112 del Codice Civile, ma ci arriviamo fra un attimo. Dicevamo, la scelta dell'azienda speciale sarà quella di mantenere il rapporto di lavoro pubblico con specifici protocolli d'intesa, con una serie di garanzie e di strumenti che verranno messi in atto. Si prepareranno le condizioni per il passaggio, ma l'individuazione del contratto funzioni locali garantisce per i dipendenti una totale mantenimento dell'inquadramento del regime giuridico oggi conosciuto, pur in un contesto... Scusa Alberto, scusami ancora. Sì? Le slide non scorrono, quindi non so se... non scorrono, non sto facendo scorrere. Ah, ok, perché ce lo chiedo. Okay. Sono ancora qui. Perfetto. Dicevo, l'azienda speciale, benché potrebbe fare ricorso a contratti di natura privatistica, sulla base delle indicazioni della legge regionale, si appoggerà al contratto funzioni locali. Questo è assolutamente possibile. Si tratta di un contratto collettivo nazionale utilizzabile anche in un contesto diverso, per cui tutte le caratteristiche e anche lo stipendio, per come lo conoscete oggi, verrà mantenuto e portato avanti anche nel secondo passaggio, cioè quello di transizione definitiva verso un nuovo soggetto, di passaggio definitivo. Perché conferire il personale, si vede il passaggio adesso, che la slide è cambiata? No, è ancora ferma perfetto. la copertina.
Benissimo, siamo a posto, riproviamo. So per quale motivo faccio sempre un po' fatica con l'avanzamento delle slide, riproviamo. Adesso si vede? Sì, Direi di adesso sì. si vede la Ok, slide adesso sì. conseguenze nella gestione del Grazie. personale. Dicevo, perché scegliere lo strumento dell'azienda speciale pur mantenendo il contratto enti locali, quindi delle funzioni locali? La risposta è questa scelta consente di coniugare le migliori opportunità dell'uno e dell'altro mondo, no? Dell'altra modalità gestionale e dei due sistemi pubblico-privato. Entrare nell'ambito di un'azienda speciale vuol dire essere svincolati e affrancarsi di tutte quelle limitazioni che oggi purtroppo caratterizzano gli enti locali in quanto soggetto di finanza pubblica, che si esplicano in 1000 sfaccettature diverse. Parliamo di assunzioni, abbiamo dei vincoli assunzionali a livello di comuni che oggi sono quelle dei parametri di virtuosità finanziaria, ma domani potrebbero addirittura essere quelli del turnover. Si parla di un ritorno ai limiti del turnover addirittura al 75%, cosa estremamente penalizzante che purtroppo si profila all'orizzonte, vediamo se si concretizzerà. Tuttavia, nell'ambito di un soggetto di natura privatistica, queste limitazioni non si applicano, non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Come tale, a parte, come dire, un ragionamento di contenimento dei costi, di organizzazione oculata dei costi che riguardano le spese di personale, ma questi sono ragionamenti di natura finanziaria e non di finanza pubblica, non ci sono vincoli assunzionali precisi. L'azienda speciale definirà i propri fabbisogni di personale in accordo con gli strumenti di programmazione, con gli organi decisori, e perseguirà questo programma senza avere delle limitazioni di natura esterna, di natura normativa. Sul piano del costo del lavoro c'è una rilevante differenza rispetto all'ente pubblico, e cioè il fatto che, come sapete, in un'amministrazione pubblica tutto l'assenteismo viene posto a carico del soggetto datore di lavoro. È abbastanza incongruente questa cosa, ma in un ente locale che pure ha una propria autonomia finanziaria, tutte le spese relative a malattie, maternità, in parte infortuni e in generale tutto l'assenteismo viene messo in carico al datore di lavoro, che continua a erogare la retribuzione come se nulla fosse. Tutti i permessi retribuiti, tutte le assenze retribuite sono completamente a carico del datore di lavoro pubblico. In questo caso la soluzione più conveniente è perché ci sarebbe una quota forfettaria da versare all'INPS, la quale poi si farebbe carico delle effettive retribuzioni da riconoscere durante il periodo di assenteismo, durante le assenze, il che, considerati i tassi fisiologici di assenza, è sicuramente vantaggioso come condizioni economiche. Sul lato del reclutamento, è vero che anche gli enti pubblici economici sono, in quanto soggetti a partecipazione pubblica, sono soggetti a quelle garanzie di imparzialità, trasparenza, pubblicità che sono proprie degli enti locali, degli enti pubblici in generale, sulle procedure di reclutamento, ma non ci sono quelle rigidità, quell'assoggettamento alla giurisdizione pubblica e quindi ai tribunali amministrativi che sono proprie del concorso pubblico. Sapete, sui concorsi pubblici ci sono contenziosi dal punto di vista amministrativo molto frequenti e molto penalizzanti. In generale le procedure sono più ingessate, vincolate. Questo non si verifica in un ente pubblico economico, che invece può organizzare i propri concorsi purché rispettando questi principi di natura generale. Lato economico,
anche in questo caso abbiamo continuità rispetto agli istituti economici, rispetto allo stipendio tabellare, rispetto alle forme di incentivazione e di indennità che sono previste nel contratto. Rimarranno le voci che conoscete, quindi lo stipendio come oggi è riconosciuto, ma anche le indennità di condizioni di lavoro, reperibilità, specifiche responsabilità e quant'altro. Il punto qual è? Che non avendo limiti al salario accessorio e non avendo limitazioni rigide che sono oggi definite nel tetto del salario accessorio dato da quello che era stato speso nel 2016, sapete che negli enti locali molte delle difficoltà a utilizzare la leva retributiva, la leva incentivante economica nascono dalla difficoltà di superare i limiti del salario accessorio che sono bloccati da diversi anni. In questo caso, pur utilizzando gli strumenti propri dell'ente locale, non si verifica questo blocco, questa limitazione, e quindi le possibilità di incentivazione sono sicuramente più promettenti dal punto di vista complessivo. Come avviene il passaggio del personale all'azienda speciale? Quindi, dicevamo, noi abbiamo il passaggio innanzitutto in fase transitoria, abbiamo un momento di comando nelle more di costituzione delle aziende, quindi di strutturazione dell'entità giuridica organizzativa dell'azienda speciale. Il secondo step, quindi quello decisivo, quello che poi completa il percorso, è quello del passaggio effettivo del personale all'azienda speciale. Si verifica in sostanza lo stesso meccanismo che è stato utilizzato nel momento in cui il personale dei comuni è passato, ad esempio, all'Unione di Comuni. In tutti i casi nei quali le unioni di comuni hanno acquisito personale, lo strumento giuridico utilizzato è quello dell'articolo 2112 del Codice Civile, col passaggio al nuovo datore di lavoro e mantenimento del proprio trattamento economico. Ciò significa che in caso di passaggio tutto ciò che è stato acquisito in precedenza viene mantenuto. Faccio un esempio più interessante e sentito, cioè le posizioni economiche, ivi comprese le progressioni, tutto il maturato economico viene mantenuto e acquisito e permane in continuità con l'esistente, con quanto è stato maturato in precedenza. Tutto quanto prosegue. È chiaro che si passa a una nuova organizzazione pubblica e quindi tutte le forme di incentivazione legate all'attività e all'indennità dipenderanno naturalmente dall'organizzazione e dalle effettive funzioni che verranno svolte dai singoli dipendenti. Chiaro che se un dipendente aveva una indennità di responsabilità nel proprio comune, questa responsabilità naturalmente dovrà essere confermata o modificata nel nuovo assetto organizzativo e sulla base di questo eventualmente confermare o far venire meno le indennità esistenti, ma tutto si lega alle funzioni effettivamente svolte nel nuovo soggetto. Si riapre una nuova, struttura di incentivazione del personale, fermo restando che ciò che è stato acquisito in precedenza come trattamento base, quindi ripeto, mi riferisco in particolar modo alle progressioni economiche, viene mantenuto. Naturalmente poi anche nella nuova società, nel nuovo soggetto, ci sarà la possibilità di applicare questo strumento. Le progressioni economiche, oggi differenziali e stipendiali, avendo mantenuto l'applicazione del contratto funzioni locali, saranno e continueranno a proseguire. Percorso di crescita economica legato alle progressioni orizzontali resta invariato e quindi si proseguirà ad avanzare con i percorsi non di carriera, ma appunto di maturazione economica legato al personale esistente. Dal punto di vista previdenziale, un'altra cosa di particolare interesse è che ci sarà continuità anche per il soggetto che percepisce oggi i vostri contributi previdenziali, cioè l'INPS gestione ex INPDAP. Sapete che l'INPS
ormai l'INPDAP, come la conoscevamo, i meno giovani conoscono ancora la CIPID e in generale l'INPDAP. Oggi l'INPDAP non esiste, ma mantiene una gestione separata all'interno del soggetto INPS, con delle dinamiche diverse. Anche nel nuovo soggetto c'è la possibilità di mantenere continuità rispetto ai versamenti contributivi che sono proprio oggi delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali in particolare. È chiaro che la gestione INPDAP è ben felice di continuare a ricevere contributi da parte di soggetti che prima erano dipendenti pubblici. Totale continuità, quindi non c'è bisogno di fare ricongiunzioni, sarà bisogno di fare ricongiunzioni o altri meccanismi di uniformazione dei contributi previdenziali, tutto andrà in continuità senza alcun tipo di problema. In questa fase di acquisizione del personale esistente, questo è uno dei temi che molto spesso è emerso nell'ambito delle precedenti occasioni di confronto. È chiaro che ci saranno forme di gradualità. Il passaggio di un dipendente, soprattutto in un piccolo comune, inevitabilmente porta delle ripercussioni dal punto di vista organizzativo, perché chi si occupava di sociale non necessariamente si occupava solo di sociale. È verosimile pensare che in alcuni casi ci fossero delle assegnazioni plurime di diversa natura, eterogenee, per cui non è da escludere che in questa fase, prima di assegnazione parziale, poi di conferimento del dipendente all'azienda speciale, ci sia una possibilità di retroagire e di valutare il mantenimento eventualmente di un comando di stacco anche verso il comune per gestire la fase transitoria, ovviamente in termini temporanei ridotti, per far sì che poi il comune possa attrezzarsi eventualmente in modo organizzarsi in modo diverso. Ma la domanda che spesso è uscita è: mi occupo anche di altro, cosa succede di questo altro? È chiaro che ognuno farà le proprie valutazioni organizzative, il personale verrà conferito sulla base di ragionamenti che ovviamente attengono a una prevalenza del rapporto della funzione dell'assegnazione a questi ruoli. È chiaro che se uno si occupa di sociale per il 30% del proprio tempo, allora magari non sarà questa persona ad essere conferita all'azienda speciale. Nel momento in cui si individueranno le figure da trasferire, si farà un ragionamento di prevalenza nel tempo lavoro che viene oggi, ma anche in prospettiva, gestito da parte della persona. Ripeto, ci potranno essere possibilità di condivisioni, di assegnazioni parziali, di forme di compensazione per far sì che questo cambio organizzativo, sicuramente difficile, magari soprattutto nei piccoli comuni, avvenga con qualche gradualità in più. Mi fermo qui un attimo, ma credo che le domande seguiranno molto più il filo dei miei ragionamenti e daranno luogo ad approfondimenti che magari ho accennato o ho solo dato per acquisito, oppure che non ho affrontato, ma partirei con le domande, così affrontiamo i vari dubbi e le perplessità, le condividiamo. Va bene, grazie al dottor Di Bella e alla dottoressa Campani per i loro interventi. Passiamo quindi alla parte delle domande che avete iniziato a lasciare nella chat. Allora, partirei dalla prima. L'azienda speciale consortile non ha vincoli assunzionali secondo le slide. La certezza deriva da pronunciamenti recenti? Deriva dal fatto che siamo fuori dal perimetro dell'articolo 1,2 del decreto 165/2001. Quindi tutte le limitazioni che vengono poste in termini di finanza pubblica alla spesa di personale, alle assunzioni, ma banalmente, faccio un altro esempio, gli enti locali, cioè le amministrazioni pubbliche in generale, sono soggette a limitazioni anche al lavoro flessibile. Gli enti locali, come purtroppo sapete, non possono assumere più di quanto hanno speso nel 2009.
queste limitazioni assolutamente demenziali sono riferite esclusivamente a soggetti di natura pubblica. Giusto o sbagliate che siano, in questo caso gravemente sbagliate, ma sono applicabili a quegli enti locali o comunque a tutte le amministrazioni che fanno capo al decreto 165/2001. Non è il nostro caso. Se ragioniamo per esempio sulle ASP ex IPAB, diciamo così, queste per esempio non hanno limitazioni di personale, hanno un regime completamente diverso. In questo caso, a maggior ragione, trattiamo un soggetto che non è più un ente pubblico, che è un ente pubblico ma economico e che non ha più, che ha una connotazione privatistica, e quindi questo tipo di limitazioni proprio legate al contenimento della spesa pubblica e a ragionamenti di ordine generale sulla finanza, di finanza pubblica nazionale non sono applicabili. Bene, sempre relativamente ai vincoli di assunzione, se l'azienda speciale consortile non ha vincoli di assunzione, allora a livello contrattuale, per chi è già assunto come tecnico, assistente sociale, non cambia nulla? Continua a essere dipendente della realtà dove già lavora? Non ho capito se si tratta di un assistente sociale dipendente del comune e quindi oggetto di conferimento, o dipendente di altro come dire, attore di questo processo, che sia cooperativo o altra entità che oggi si occupa di sociale. Nel primo caso, se parliamo di un dipendente pubblico, il conferimento comporta il passaggio al nuovo soggetto, quindi dicevamo nuovo datore di lavoro, nuovo contratto di lavoro, sempre nell'ambito del contratto, nell'inquadramento del contratto di funzioni locali 16 novembre 2022, quello che oggi regola il rapporto di lavoro, ma c'è una nuova connotazione giuridica. Se invece, ecco, dopo vedo che ci sono altre domande su questo tema, c'è tutto il mondo di coloro che lavorano in cooperativa o in altri soggetti che a cui si appoggiano gli enti locali per la funzione sociale, su questo si valuterà il fabbisogno dell'azienda speciale, come verrà coperto. Sicuramente ci sarà l'utilizzo del personale oggi adibito a questa funzione negli enti locali, si valuterà quante altre assunzioni, appalti o altre forme di utilizzo di personale saranno necessarie. Non è da escludere che ci siano possibilità di reclutamento sotto il nuovo soggetto giuridico anche di coloro che oggi si occupano e sono dipendenti da soggetti di altra natura, attraverso, ripeto, procedure selettive pubbliche, non concorsuali vere e proprie, ma con caratteri di pubblicità e trasparenza, ma questo per dire che l'ATS potrà fare assunzioni proprie, eventualmente anche consolidare rapporti di lavoro di altra natura sotto altre forme, sotto altri datori di lavoro. E con il passaggio all'azienda speciale, in base al nuovo contratto, il lavoratore potrebbe chiedere mobilità in altri comuni di altre regioni? E poi il lavoratore che transita nell'azienda speciale conserva il trattamento economico e lo status di dipendente pubblico? Allora, passando all'azienda speciale non si conserva lo status di dipendente pubblico, ma su questo vorrei enfatizzare il concetto che ho già anche nelle altre occasioni avuto modo di focalizzare, cioè lo status di dipendente pubblico non determina una garanzia totale del rapporto di lavoro. Le eventuali forme secondo le quali il rapporto di lavoro pubblico può venire meno esistono e sono previste nel contratto collettivo nazionale. Tutta la parte relativa al licenziamento con o senza preavviso e a questo e alle altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro esistono. Il mito della invariabilità e della stabilità assoluta del rapporto di lavoro pubblico intanto non esiste come lo conosciamo nell'aneddotica e nella percezione comune, perché le forme di
di risoluzione di licenziamento esistono nel contratto, ma appunto sono quelle previste dal contratto oggi vigente e quello che viene oggi applicato a tutti i soggetti che fanno capo al comparto funzioni locali. Il rapporto di lavoro privatizzato si chiama privatizzato perché dal 93 ha delle caratteristiche del tutto assimilabili a quelle del rapporto di lavoro privato. Il rapporto di lavoro pubblico come tale non è più un feticcio ormai da molti anni. Chiaramente ipotesi di ristrutturazioni aziendali o di cessazioni per questo tipo per le casistiche che caratterizzano le aziende private non si verificano, ma, e questo è un aspetto che prima non ho citato, nei protocolli d'intesa delle cessioni di attività e quindi in quel momento nel quale si definiscono tutte le regole per il passaggio, la parte più importante di questi protocolli attiene alle forme di garanzia, cioè a tutte le procedure perché il dipendente che viene conferito all'azienda speciale possa mantenere, possa garantire, possa essere assicurata la conservazione del posto dell'ente da cui proviene. Se l'ATS dovesse sciogliersi, diciamo così, in via del tutto ipotetica, ma parliamo di un'ipotesi che non è auspicabile, non è prefigurabile, ma qualora questo dovesse succedere, il comune in qualche modo rientra nella titolarità della funzione e per questo motivo riassorbe il personale che era stato conferito. Questo a totale sicurezza della conservazione del posto di lavoro. Se le scelte organizzative dovessero andare nella direzione di cambiare modello e ripubblicizzarlo completamente, il personale non farebbe altro che tornare nella propria posizione di partenza e quindi da questo punto di vista non esistono problemi e pericoli del venir meno del rapporto di lavoro. Questo è estremamente importante e questo sarà uno degli aspetti qualificanti dei protocolli d'intesa che verranno stipulati insieme alle organizzazioni sindacali, cioè tutte le possibilità attraverso le quali un'eventuale problematica che attiene al rapporto di lavoro nel nuovo soggetto possa essere previsto come rete di salvataggio, cioè quella del ritorno dell'ente di provenienza. Questo è quello che avviene comunque, per esempio, anche nel trasferimento dai comuni alle unioni. Stessa cosa, l'unione si scioglie, si torna indietro e nulla cambia rispetto al rapporto di lavoro. Sul tema invece della mobilità, invece qui qualche difficoltà c'è, essendo comunque uscendo dal perimetro del rapporto di lavoro pubblico, non si applica in quanto tale la mobilità. Su questo faremo degli approfondimenti. In linea generale mi viene da dire in questa fase che la mobilità, per come oggi la conosciamo, quindi la possibilità di partecipare a bandi esterni, non dovrebbe essere possibile, dico molto sinceramente, ma su questo, ripeto, valuteremo ancora tendenzialmente la risposta da questo punto di vista negativo. Ok, mi collego con un'ultima domanda sempre su questi temi. La tutela dello status di dipendente pubblico potrebbe essere tutelata in una prima fase mediante il comando del personale, anziché attraverso il suo trasferimento diretto all'azienda speciale? È esattamente quello che succede, cioè abbiamo proprio in questa fase di consolidamento e di strutturazione dell'ATS, abbiamo un periodo di comando la cui durata ancora non è possibile prevedere, naturalmente, ma che lascerà sostanzialmente invariate le cose rispetto alla titolarità del rapporto di lavoro. È chiaro che dal punto di vista gestionale, lo dico per esperienza anche nelle forme associative che abbiamo visto in tutti questi anni, la forma del comando è una forma più debole e anche meno efficace dal punto di vista gestionale e organizzativo. La dipendenza a un soggetto che non è l'effettivo datore di lavoro, quello che davvero governa l'attività quotidiana, il rapporto di lavoro del dipendente, crea una ambiguità di fondo che diventa complicato da gestire. Prima facevo riferimento alla disparità di trattamenti economici, parità di condizioni di lavoro, sarebbe giusto e doveroso che ci fosse anche una parità di trattamento economico. Questo in questa fase non succederebbe
per il semplice motivo che i trattamenti di partenza accessori sarebbero diversi. Tuttavia, questa prima fase di transizione è prevista dalla legge e a tutela appunto di questa fase di avvicinamento, il comando è la forma, appunto, l'assegnazione funzionale è la forma che è stata identificata, che verrà mantenuta fino all'effettivo consolidamento dell'ATS e al passaggio del personale. Grazie. Che ruolo avranno le unioni montane che ora hanno delle funzioni delegate in materia sociale? Sì, rientrano nella casistica che abbiamo un po' così accennato nell'illustrazione. Siccome i servizi sociali col passaggio all'ATS verranno gestiti in un ambito più ampio, l'Unione, che in questo caso è un'unione, tra l'altro la conosciamo, che gestisce molti servizi e non solamente i servizi sociali, sarà il soggetto che ha ricevuto la funzione del sociale dai comuni e che quindi può agire anche come soggetto giuridico nella costituzione dell'ente strumentale. Ecco, questa sarà una scelta dei comuni se mantenere la funzione in capo all'Unione, quindi avvalersi dell'Unione per costituire l'ente strumentale, oppure rievocare la funzione e quindi partecipare direttamente come comuni alla costituzione dell'ente associato. Sul piano organizzativo non cambia assolutamente nulla, cioè ci sarà la gestione a livello di ATS di tutti i servizi sociali e quindi l'organizzazione attualmente presente verrà garantita, ma all'interno di un contenitore più ampio che peraltro soprattutto a queste realtà così piccole potrà dare molto beneficio, perché gli operatori, appartenendo a gruppi di lavoro più ampi, avranno maggiori possibilità di sostituirsi reciprocamente e tutti i vantaggi connessi alla gestione associata. Bene, provo a riunire alcune domande. Gli enti locali avranno maggiori spese per il personale trasferito? Se ci sono limiti di spesa, a noi costerà di più a livello di bilancio? E poi aggiungo, il trasferimento di personale comporterà anche una corrispondente riduzione dei limiti del tetto di spesa di personale di riferimento per ciascun ente, media 2011-2013 e tetto salario accessorio? Rispondo alla prima. La spesa di personale della TS sarà una delle voci di bilancio dell'azienda speciale, la cui ovviamente entità avrà una ricaduta sui bilanci dei comuni, ma in senso generale. È chiaro che i comuni parteciperanno al bilancio e alle spese dell'azienda speciale in termini generali, non soltanto sul lato delle spese di personale. Quello che posso dire è che la spesa di personale potrà sicuramente avere dei margini incrementali rispetto alle opportunità che dicevamo prima di incentivazione o di sviluppo economico. Tuttavia ci sono altri fattori che poi compensano questa maggiore spesa. Parlavamo prima del costo del lavoro legato all'assenteismo. Questo è sicuramente un dato che porterà un beneficio finanziario, perché se oggi pensiamo ai tassi di assenteismo che sono propri di un ente locale, in particolare di una funzione nelle quali alcune problematiche di natura anche di stress e di condizioni di lavoro determinano un maggior tasso di assenteismo rispetto ad altre figure, magari meno soggette a disagio lavorativo, questa percentuale di assenza sono significative, ben più di quanto non sia quella quota forfettaria che i comuni, cioè che gli enti pubblici economici verseranno all'INPS per coprire questo assenteismo. Quindi da questo punto di vista sicuramente un beneficio ci sarà, ma in termini generali tutte le spese della nuova azienda dovranno essere valutate in un termini politici generali, anche di ricadute sui bilanci dei comuni, ma questo è davvero un ragionamento molto più esteso di quanto non sia questa piccola fetta che riguarda una possibile crescita della spesa di personale, che peraltro, ripeto, di cui vedo già una compensazione in termini di oneri riflessi. Rispetto all'altro aspetto, all'altra domanda relativa al tetto di spesa,
E questo conferimento non deve determinare né pregiudizi né ricadute positive, diciamo così, sull'equilibrio dei tetti di spesa di personale dei comuni. Oggi i comuni sono legati a un vincolo storico, che è quello della conservazione del tetto medio di spesa 2011-2013, e quello devono mantenere. Ma nel momento in cui dovessero cedere una quantità di proprio personale a un altro soggetto, questa quota, la spesa relativa a questo personale, dovrà essere in qualche modo congelata e mantenuta nel proprio volume di spesa potenziale di personale. Dobbiamo fare in modo che questa spesa non esca. Da un lato, per fare in modo che, se, ripeto, in termini assolutamente ipotetici e non auspicabili e improbabili, ma se dovesse esserci una retrocessione di personale, il comune potrà assorbire senza colpo ferire la spesa che aveva ceduto, potrà reinternalizzarla senza alterare i propri equilibri. Dall'altro non è pensabile di poter utilizzare questa uscita per assumere di più, no? Per un tema di equilibrio di finanza pubblica, questo personale non scompare, resta comunque riconducibile al comune in quanto legato in qualche modo da una possibilità di retrocessione, di rientro. Dobbiamo tenere il posto, no? Se vogliamo dire così, dobbiamo tenere lo spazio necessario qualora questa ipotesi si verifichi. In ogni caso il comune da questo punto di vista non deve né avvantaggiarsi, perché non può assumere in più rispetto a questo personale che di fatto non è che è scomparso, ma d'altro canto non può nemmeno essere pregiudicato, quindi totale continuità con la situazione precedente. Il comune continuerà a fare le proprie politiche assunzionali in totale invarianza di condizioni rispetto alla situazione ante trasferimento. Grazie. Una domanda per la dottoressa Campani. Buongiorno, avete approfondito la fase relativa all'affidamento dei servizi all'azienda speciale. Rispetto all'iter da seguire, a seconda che gli stessi siano qualificati a rilevanza economica o meno, confronto a quanto previsto dal decreto legislativo 201/22, parere ANAC 22 giugno 2023. La risposta è no, non l'abbiamo approfondita perché abbiamo dato per scontato, come avviene peraltro nelle altre regioni italiane dove il modello dell'azienda speciale è ampiamente praticato per la gestione dei servizi sociali, che si tratti di servizi privi di rilevanza economica, quindi l'affidamento avviene in forma diretta. Tra l'altro la vostra regione, nella delibera che abbiamo illustrato, comunque vi guida a fare preliminarmente alla scelta, come sempre previsto quando si decide come gestire i servizi di un ente, un'analisi di efficacia, efficienza e economicità, ma rispetto agli altri modelli previsti dal testo unico enti locali. Quindi lo scenario è di servizi privi di rilevanza economica. È vero che quel parere ANAC, adesso proveremo anche a rileggerlo, poi magari se ci sono altre considerazioni in merito le renderemo disponibili anche successivamente, insomma, insieme ad altre domande che non trovassero tutte risposta oggi. Parla invece di una assimilazione sostanzialmente di servizi sociali a servizi a rilevanza economica, ma perché rispondeva a un quesito che riguardava le farmacie comunali, che invece sono un servizio molto redditizio, e forse altri servizi sociali, ma non viene esplicitato quali, quindi ci riserviamo di guardarla e di approfondire per dare una risposta ancora più dettagliata. Però diciamo che tutta la illustrazione e l'analisi del percorso fa riferimento a servizi interpretati come servizi privi di rilevanza economica, ma d'altronde non c'è un mercato per il servizio sociale professionale, cioè è proprio un'attività che deve per forza essere gestita dall'ente pubblico, e quindi questo è il presupposto. Poi, ripeto, grazie per la domanda, perché ci porta a fare un approfondimento sicuramente utile che renderemo disponibile. Grazie Nadia. La natura di ente pubblico economico da conferire all'eventuale azienda speciale consortile
deriva da una scelta statutaria. La stessa è compatibile con la caratteristica dell'azienda in questione di ricevere contribuzioni regionali, comunali, statali, pubbliche? Anche non rientrando in ambito societario, che responsabilità mantiene il comune rispetto agli equilibri di bilancio che il nuovo ente deve conseguire anche nei confronti della Corte dei Conti? Sì, sono tutti aspetti a cui abbiamo fatto cenno nell'illustrazione. Allora, se si sceglie per il modello azienda speciale, l'azienda speciale è per definizione un ente economico. Poi la scelta se eventualmente configurare un ente strumentale come economico o non economico era data eventualmente per i consorzi, con una chiara indicazione di assimilare alle aziende speciali e il più possibile quindi di determinarli. Lì sì, in fase istitutiva come enti economici o non economici, ma l'azienda speciale, che è il modello indicato dalla Regione per le ragioni che abbiamo individuato, è sicuramente un ente economico e come abbiamo detto è uno degli enti controllati del comune, quindi uno di quelli su cui il comune esercita il controllo analogo e ben più, per cui c'è sicuramente l'esigenza e l'onere per il comune di controllare l'azienda speciale, che rientrando nel bilancio consolidato è un ente assolutamente controllato dal comune, con anche una corrispondenza che ci deve essere tra gli atti di programmazione del comune, per questo l'abbiamo sottolineato, quindi bilancio e DUP, e gli atti dell'azienda, quindi i bilanci e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria che abbiamo evidenziato e che i sindaci debbono approvare. Quindi c'è una piena corrispondenza, un pieno controllo di tutto l'operato anche sul piano economico dell'azienda speciale, che ha poi i suoi organi di revisione contabile, come abbiamo detto, e che pur avendo una contabilità economica, però risponde a tutte queste esigenze di controllo che abbiamo elencato. Bene, procediamo. Considerando l'invarianza del trattamento giuridico del rapporto di lavoro, verranno quindi applicati i vari CCNL di categoria? E aggiungo, il TFR maturato dal dipendente pubblico che viene trasferito è conferito dall'ente pubblico di appartenenza all'azienda speciale? Sì, il TFR rimane invariato proprio per il fatto che la gestione previdenziale e anche del fine rapporto rimane sotto il cappello della ex INPDAP. Peraltro, questa è una notizia per alcuni di voi, non esiste un conferimento materiale di risorse del TFR, cioè un ente pubblico oggi non è come un'azienda nella quale c'è un accantonamento reale di risorse legate al TFR dei propri dipendenti. È un conferimento virtuale che viene comunque, è un versamento che viene comunque dato alla ex INPDAP, per cui non c'è necessità di un trasferimento materiale di risorse, per cui il comune cede quantità monetarie e somme al nuovo soggetto perché le conservi per il TFR. I soldi sono comunque versati all'INPDAP e la rimarranno e continueranno a essere versati anche in un secondo momento, anche al momento del nuovo soggetto. La prima domanda era, non mi ricordo? L'applicazione dei CCNL di categoria, considerando l'invarianza del trattamento giuridico. Sì, viene applicato, dicevo, il contratto funzioni locali. Oggi siete assoggettati, tutti noi siamo assoggettati al contratto funzioni locali, quello sottoscritto da ARAN e sindacati, con le regole che oggi caratterizzano il rapporto di lavoro, tali rimarranno. Quindi tutti gli istituti, i permessi, le assenze, la gestione delle ferie, delle malattie, il rapporto, gli aspetti disciplinari, il tempo parziale, tutto quanto verrà governato, il lavoro agile, tutto quanto verrà governato dal contratto collettivo funzioni locali e così anche i trattamenti economici. Bene, questa domanda forse hai già risposto, ma la rileggo nel caso ci sia qualche
approfondimento. Ma il passaggio all'azienda consortile avviene solo per chi è già dipendente pubblico o anche per chi, ad esempio, è dipendente cooperativa o dipendente azienda speciale, ente strumentale comunale con contratto UNEBA che lavora per l'ente locale? Ripeto, in questo caso il passaggio riguarda i dipendenti pubblici. Tutti gli altri soggetti dipendenti di altre entità che fanno riferimento alle funzioni sociali, in qualche modo oggi sono utilizzati dai comuni per svolgere le proprie funzioni, si valuterà nella nuova organizzazione quali forme di contratto di servizio mantenere, quali modificare, insomma, tutte le scelte organizzative verranno nel tempo valutate. Non c'è però un passaggio automatico così come è configurabile per i dipendenti pubblici. Ok, la gestione materiale del personale sarà dell'azienda speciale o sarà necessaria la collaborazione dell'ente? Cioè l'ente locale trasferisce solo i fondi oppure deve fare altro, presenze, ferie, eccetera? No, il comune si spoglierà completamente della gestione di questi dipendenti. Saranno soggetti che fanno capo a un altro datore di lavoro, e come tale il datore di lavoro, l'ATS si organizzerà per avere al proprio interno anche le strutture, per quanto leggere, di gestione del personale che fa capo a quel soggetto. Quindi un ufficio personale dell'ATS dovrà esserci e dovrà naturalmente occuparsi di tutti gli adempimenti che sono propri della gestione materiale, della microorganizzazione del lavoro, tra cui anche l'assegnazione delle ferie, i permessi e così via. Tutti questi aspetti, così come la retribuzione naturalmente. L'ATS si doterà delle strutture necessarie o si appoggerà a soggetti che lo fanno per svolgere le funzioni dell'ufficio personale. Quindi sui comuni non se ne occuperanno più di questi soggetti. Bene, il passaggio eventuale del dipendente comunale, come viene deciso? Ovvero, chi individua il personale oggetto di eventuale trasferimento? Può il dipendente voler passare all'azienda speciale e l'amministrazione per motivi organizzativi non consentirlo? Nella fase transitoria si parla solo di assistenti sociali o anche personale amministrativo? Allora, in generale l'assegnazione prima e il trasferimento poi sono legati a valutazioni organizzative da svolgersi caso per caso, nella misura in cui le persone siano adibite in tutto o in parte prevalente, più da dire, alla funzione sociale. Cioè, chi lavora in questo ambito passa insieme alla funzione che viene conferita. Questo riguarda anche il personale amministrativo, perché se oggi queste persone lavorano a tempo pieno nell'ambito delle funzioni sociali, anch'esse sono oggetto dei trasferimenti, in quanto comunque il comune si spoglia di questo ramo di azienda e lo conferisce al nuovo soggetto. E per svolgere queste funzioni sono necessari anche personale amministrativo, non riguarda soltanto i tecnici, diciamo così, della materia. La valutazione sarà fatta ovviamente da parte dell'amministrazione che conferisce l'attività. Sarà singolo ente, singolo comune a definire quali persone sono interessate al trasferimento perché sono effettivamente adibite a quella funzione. E nel caso di situazioni, come dire, promiscue, si valuterà un ragionamento di prevalenza con quelle forme eventualmente di collaborazione che possono essere prefigurabili di comandi parziali o di prestiti o di come 557 o di altre forme di collaborazione per far sì che il comune non rimanga scoperto rispetto a quelle attività collaterali o comunque che fanno capo a quei dipendenti trasferiti ma che non riguardano la funzione. Questo avviene tipicamente anche nel passaggio alle unioni di comuni. Sono tutti ragionamenti organizzativi che servono per coprire, diciamo così, le situazioni di non sempre i volumi e le dimensioni dell'ente che conferisce consentono di dire questa persona lavora solo lì e quindi senza dubbio fa parte
della funzione da trasferire. In alcuni casi questo ragionamento, questa valutazione è più complicata e sarà il singolo ente a farlo. E aggiungo una domanda che si collega, che in parte insomma, probabilmente è già stata risposta, rispetto alle varie funzioni che attualmente svolgono i dipendenti nel proprio comune, ovvero rapporto con le associazioni e attivazione di microprogetti o attività locali come patrocini e contributi in ambito ricreativo, sociale o culturale. Chi le svolgerà, se tutto il personale viene obbligatoriamente ceduto? Il rapporto diretto che il sindaco ha con i propri cittadini attraverso i propri servizi, chi lo svolge? Vai tu, Nadia. Ha il microfono spento, Nadia. Sono le cose che hai già un po' spiegato, nel senso che quando c'è una compresenza di mansioni differenziate è chiaro che si va a una graduale riorganizzazione, cioè è chiaro che ci sarà in fase iniziale un comando parziale di queste figure perché devono gestire dentro l'ente strumentale, dentro la gestione associata, tutto ciò che è sociale, ciò che non concerne direttamente, continua a essere gestito a livello di singolo comune ed è chiaro che progressivamente queste situazioni miste si debbono andare a riassorbire o prevedendo che il personale, se prevale l'attività svolta di carattere non sociale, sia trattenuto nel comune e poi l'azienda possa assumere personale che lo sostituisce o viceversa, oppure con riorganizzazioni all'interno degli enti per cui insomma le mansioni che oggi sono svolte a questo personale con funzioni miste vengono svolte da altri. Questo è però un percorso che va interpretato con grande gradualità per non creare il benché minimo di servizio. Per quel che concerne i riferimenti agli amministratori locali ci saranno due livelli, cioè ci sarà un livello alto di programmazione, di bilancio della gestione associata in cui i sindaci faranno riferimento al CDA e al direttore dell'ATS, ma per quel che concerne i rapporti quotidiani con l'utenza e con la popolazione di riferimento è evidente che il sindaco, nonché l'assessore alle politiche sociali, prenderanno a riferimento gli operatori che sono dislocati su quel territorio, perché è un servizio, quello gestito in forma associata, che dovrà avere delle articolazioni territoriali come minimo di livello comunale, ma come minimo, come abbiamo detto, anche in riferimento alle sedi, l'organizzazione deve essere capillare sul territorio, quindi deve essere la possibilità anche non solo per i cittadini ma anche per gli amministratori di avere un operatore di riferimento o più operatori di riferimento per quel territorio e per tutte quelle casistiche e aspetti organizzativi che sono specifici per quel territorio. Grazie. Nel caso in cui il comune gestisca parte dei servizi socioassistenziali mediante la società controllata in-house, considerato il divieto di duplicazione di soggetti partecipati che gestiscono gli stessi servizi, che sorte avrà la società? Dipende e vale un po' come per tutti gli altri strumenti di gestione che ci si dà, dipende se gestiscono anche dell'altro o gestiscono solo questo. È chiaro che tutto ciò che è sociale dovrà confluire nella gestione associata. Se oggi il comune ha un in-house che gestisce solo servizi sociali, che mi sembra abbastanza improbabile, chiaro dovrà chiudere questa società in-house perché si avvarrà della gestione a livello di ATS. Probabilmente questa in-house gestisce altri servizi e quindi ci sarà la possibilità di continuare a gestire questi altri servizi all'interno di questa società. Ok, un paio di domande relative a appalti di servizi in scadenza e nuovi appalti. Allora, per quanto riguarda gli appalti di servizi in scadenza, esempio nel nostro caso SAD ed educativa domiciliare con profili professionali di OS ed educatore, con scadenza attuale al 31/12/25, dovendo programmare il nuovo affidamento e la gara, si consiglia di fare un affidamento fino al 2026? Anche questi affidamenti poi saranno gestiti in ATS, quindi meglio prevedere un affidamento non più quinquennale ma di 2 anni? Arco temporale in cui dovremo avere una nuova organizzazione?
Aggiungo, l'azienda speciale subentra in tutti i contratti dell'area sociale stipulati dai singoli comuni dell'ATS? Per i nuovi appalti, in questa fase transitoria, è meglio prevedere una durata contrattuale limitata in modo da limitare il numero di contratti da far confluire o continuiamo ad operare con le durate previste nella programmazione? Prego. Allora, sono domande molto intelligenti e incoraggianti perché fanno pensare che siete già nella prospettiva proprio, come è opportuno che sia, insomma, di entrare nella gestione associata. È molto difficile dare una risposta perché dipende proprio dal planning che vi darete per l'avvio della gestione associata. Però siccome si parla sicuramente non prima del 2026 e siccome si immagina che chi gestirà in forma totalmente associata dovrà avere il tempo di valutare tutti i contratti in scadenza e poi di indire nuove gare, è opportuno che gli attuali affidamenti vadano a coprire un arco temporale sufficientemente ampio da dare a chi subentra nella gestione, quindi nel corso del 2026 o forse anche inizio 2027, il tempo necessario per fare queste ottimizzazioni. Quello che potete fare è, se vi costituite come gruppo tecnico, a livello di ambito fate già, come dovreste fare nei prossimi mesi, una ricostruzione di tutti gli appalti che ci sono e delle possibili sinergie, fare già lì, come gruppo di lavoro, una valutazione e a quel punto valutare anche rispetto alle scadenze. Se decidete ad esempio che dal 2026 gestirete in forma o 27 totalmente associata l'assistenza domiciliare per tutto l'ambito, per tutti i comuni che ce l'hanno in appalto, e già lavorate in quell'ottica, sì, potete dire che i contratti attuali li fate scadere fino al 2026 perché dal 2027 partite con la gestione nuova. Però ci vogliono queste condizioni, dovete già stare lavorando in quell'ottica, altrimenti è più conveniente fare un affidamento un po' più lungo, presupponendo che questo lavoro effettivo venga fatto solo quando l'ATS ha in capo tutte le gestioni associate e parte da lì con l'analisi. Bene, nel trasferimento della contribuzione che ogni comune associato trasferisce all'ATS, devono essere ricomprese le quote del fondo produttività del personale trasferito che quindi vengono sottratte dal fondo del comune e l'ATS dovrà mantenere la corrispondenza con detto fondo rispetto a ciascun dipendente trasferito? Aggiungo, se noi pagavamo 1.000 euro di produttività perché abbiamo dei limiti, ma voi non avete limiti, si verificherà l'ipotesi di dovervi pagare 2.000 euro più? L'assenteismo per noi non è un problema. Diciamo così, sicuramente il fondo di produttività, così come avviene in tutti i casi di trasferimenti del personale, ripeto, nel caso delle unioni è largamente utilizzato e riscontrato nell'esperienza, il fondo di produttività del comune si decurta delle quote che attengono al personale trasferito. Anche in questo caso la logica è quella di non determinare né un pregiudizio né un vantaggio per chi rimane. Se alla torta vengono tolte le fette che erano di pertinenza di quelle persone, rimane la stessa torta da dividere, scusate la metafora un po' banale, ma resta la stessa possibilità di attingere alle risorse pro capite mediamente per gli altri dipendenti. Questo progetto di decurtazione del fondo non comporta variazioni rispetto al personale che resta, no? Quindi da questo punto di vista nulla cambia. Il nuovo soggetto avrà regole diverse e quindi avrà la possibilità di determinare un proprio fondo di risorse centrate, ma non sarà più eventualmente così vincolato a tutte queste rigidità che sono tipiche dell'ente pubblico, proprio perché potrà utilizzare gli strumenti previsti dal contratto collettivo senza però essere assoggettato a blocchi e a tetti. È chiaro che insomma, non credo che si avrà un raddoppio o più del salario accessorio che prima era in godimento, diciamo che c'è più flessibilità. Poi c'è un tema di costo del lavoro che appunto dopo andrà considerato, perché non è che
Non penso che i trattamenti economici successivi prevederanno degli incrementi così violenti da pregiudicare, da mettere a rischio il bilancio dei comuni. Il comune continuerà a farsi carico della quota storica del proprio fondo, toglierà tutto quanto era di pertinenza trasferisce 5 persone che valevano mediamente 3.000 euro a testa di salario accessorio, comprese le progressioni e quant'altro, toglierà 15.000 euro dal proprio fondo, né più né meno, e così andrà avanti come se questa quota fosse congelata, queste decurtazioni avranno diminuito il proprio fondo, che continuerà a seguire le dinamiche normali di andamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge. Né più né meno, non cambia nulla rispetto a quello che alle ricadute sul personale esistente dell'ente. Grazie. Nel caso di preesistenza di una gestione convenzionata dell'ATS, è ipotizzabile che qualche fase dell'iter che porta alla costituzione dell'azienda speciale sia preso in carico dalla governance della convenzione stessa? Questa è una domanda sulla governance da fare al dottor Spano e che credo che lui nel suo intervento iniziale abbia già risposto su chi è che deve portare avanti in questa fase la governance. Bene, allora la gireremo poi agli uffici competenti. Le nostre assistenti sociali rimarranno presso il nostro comune o ci sarà un giro di assistenti sociali? È una scelta organizzativa che faranno i sindaci, cioè tendenzialmente trattandosi di servizi alla persona si darà la massima continuità possibile sul territorio e sull'utenza, quindi non si vede un motivo per cui gli operatori dovrebbero essere spostati da dove sono. Però se ci fosse una valutazione di opportunità da parte vostra lo potete fare, però non è, come dire, un obiettivo dell'azienda speciale, quello di spostare le persone. Quindi soprattutto chi lavora a contatto con l'utenza. Dopo, per quanto riguarda il back office, invece delle valutazioni possono anche essere fatte, ma è una valutazione che farete voi, cioè nel senso che i comuni daranno gli indirizzi all'azienda speciale su come deve organizzare i servizi e quindi il direttore e il consiglio di amministrazione faranno tutte le analisi relative a garantire i servizi richiesti dai comuni col massimo livello di efficienza possibile. Sicuramente se si parla di organizzazione, cioè le figure che cambieranno maggiormente le loro modalità di lavoro sono le figure amministrative, perché ad oggi lavorano da sole, fanno tutto per un comune, nel momento in cui rientra in un unico gruppo di lavoro possono specializzarsi, dividersi dei pezzi di lavoro, però anche questo non va dato per scontato che comporti per loro uno spostamento fisico, perché con gli strumenti che ci sono oggi potrebbe anche non essere necessario, però questo dipende, ripeto, dall'organizzazione che deciderete di darvi. Allora, mi collego su un paio di domande che riguardano più gli asili nido. La gestione degli asili nido può restare nelle competenze del comune e non essere trasferita all'ATS di riferimento? Fisicamente vi è uno spostamento di sede del personale, assistenti sociali e amministrativi? Le relative spese da chi saranno sostenute? Se vi è la gestione di un asilo nido, vi sarà la confluenza in ATS? E sugli asili nido ho detto che risponde il dottor Spano. Ok. Le altre domande ho già risposto con la domanda precedente. E i costi sono, cioè, tranne sui costi, ma i costi sono quelli del personale che decidete di avere, cioè decidete di avere quel personale, i costi sono quelli, decidete di aumentarlo, aumentano. Bene, come bisogna disciplinare a livello statutario la destinazione di eventuali utili, eventuali perdite dell'azienda, utili a riserve perdite, se derivanti da fatti di gestione, da ripianare da parte dei comuni soci ai sensi dell'articolo 194,1 lettera B del TUEL, debito fuori bilancio, in rapporto a cosa, popolazione, singoli comuni?
Allora, premesso che deve lavorare in pareggio l'azienda speciale e che dovrà avere degli strumenti di controllo di gestione e di alert su spese superiori alle previsioni che devono immediatamente essere raccordati con i sindaci. Cioè non deve generare perdita un'azienda speciale, poi deve, perché le maggiori spese che può dover affrontare, ad esempio perché ci sono più minori da inserire in comunità quell'anno, che è l'aspetto tipico che comporta per i servizi sociali degli scostamenti rispetto alla previsione di spesa. Solo per fare un esempio che troverete banale ma è sempre molto efficace, sono tutte spese in aumento che devono essere condivise con i sindaci, quindi lo statuto dovrà in qualche modo rappresentare questo meccanismo. Sui criteri sono quelli che deciderete di darvi sul riparto delle spese, quindi su quelle tipologie di spese per le quali si è deciso di muoversi in modo solidale, anche il riparto delle maggiori spese, per non parlare di perdite, dovrà essere solidale. Per quelle per le quali si è deciso di non adottare un criterio solidale perché quel centro diurno per anziani è rivolto solo agli anziani di quel comune o di quei 2 o 3 comuni e non di tutti i comuni, è evidente che le relative perdite barra preferisco utilizzare maggiori spese rispetto al previsto saranno da suddividere tra gli enti che effettivamente utilizzano quel servizio. Quindi non ci sarà un criterio univoco, ma dipenderà dalle scelte politiche che verranno fatte sui servizi oggetto di gestione dell'azienda. Siccome possono esserci delle geometrie variabili anche nel tempo, potrebbe essere consigliabile nello statuto prevedere dei principi che poi possono essere dettagliati con strumenti più flessibili, perché anche gli esempi che ho fatto possono cambiare nel tempo. Grazie. L'azienda speciale consortile può affidare i servizi ad altre società partecipate o ad altre aziende speciali presenti nel territorio che già svolgono le attività per specifici comuni? Allora, tutto è possibile, però c'è un problema a monte, cioè nel momento in cui un comune costituisce all'interno dell'ATS un'azienda speciale consortile e la costituisce per la gestione di servizi sociali, in teoria non dovrebbe avere altri soggetti gestori per quei servizi, perché ha costituito un'azienda speciale per questi servizi. Le modalità che sono rappresentate nell'esempio mi fanno pensare a dei periodi, come dire, dei momenti di necessario accompagnamento che ci possono essere, almeno in fase iniziale, però a regime è evidente che se si è istituita un'azienda speciale per la gestione di servizi, poi questa azienda speciale potrà in parte gestirli direttamente, in parte utilizzare appalti, convenzioni, cogestioni, come anche le normative più recenti citate dal dottor Spano possono prefigurare. Tuttavia dovrà essere una gestione ATS, cioè contemplare la presenza di altri enti strumentali forse è un vizio ab origine, cioè nel momento in cui il Consiglio Comunale dispone che ha un'azienda speciale per gestire i servizi sociali, in teoria deve rivedere le altre partecipate che ha, che possono avere un oggetto sociale analogo. Ok, ma l'ambito, come calcolerà la produttività che il comune gli trasferirà? Quali sono queste modalità più snelle? Siamo sicuri che verrà comunque garantito un vantaggio anche economico al lavoratore che già perderà il suo status di dipendente pubblico e non a causa di una libera scelta? Come dicevo prima, gli strumenti e gli attrezzi del mestiere sono quelli del contratto in essere. Semplicemente le risorse non sono assoggettate a questi vincoli che oggi conosciamo. Il tetto del fondo purtroppo, ripeto, limita nella maggior parte dei casi la possibilità di riconoscere la leva incentivante ai lavoratori. Ora, gli strumenti rimangono gli stessi, la produttività, così come la conosciamo, sarà simile a quella che oggi è prevista nelle enti locali, semplicemente ci saranno verosimilmente più risorse a disposizione, poi quante di più dipenderà dalle scelte
aziendali, dalla salute finanziaria, diciamo così, dell'ATS, ma tendenzialmente ci sarà più possibilità proprio per via proprio per il venir meno delle limitazioni esterne alle scelte organizzative. Cioè, il comune tipicamente, se potesse, mediamente, se potesse dare qualcosa in più, lo darebbe. Quello che come responsabile personale purtroppo siamo sempre costretti a dire, anche di fronte alle legittime rivendicazioni sindacali, è non possiamo fare di più perché la normativa non ce lo consente. Non è una scusa, non è semplicemente una difesa per non dire altro. È vero che purtroppo i tetti di spesa che presidiano un ente pubblico contengono e limitano in modo significativo le possibilità di riconoscere anche legittime e giuste rivendicazioni di natura economica. Questa gabbia di forza non esiste in un ente pubblico economico. Tutto qui. Grazie, riprendo una domanda che è arrivata adesso, però in realtà abbiamo già risposto. Non so se avete già risposto alla domanda sulla competenza della gestione degli asili nido di cui è il titolare il comune. Confluire anche all'azienda speciale? Qui riguardo al perimetro dei servizi sociali, da ricomprendere o meno, risponderà il dottor Spano. Esatto, teniamo nota. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale sarà stipendiato? Sì, cioè lo prevede la legge che ci sia una indennità. È chiaro che poi potrà essere simbolica o meno, in base anche alle competenze e alla rilevanza che vuole essere data al consiglio stesso e anche in base al numero di componenti, perché poi c'è una questione anche di sostenibilità. Sicuramente tipicamente in queste aziende, adesso dipende dal bilancio, dal volume di attività, da tanti fattori, però il presidente, avendo la rappresentanza esterna anche dell'ente, può avere un'intenzione significativa. Per quel che concerne invece le altre cariche, può essere anche previsto solo un gettone di presenza. Insomma, dipende, è tutto, come dire, all'appannaggio dei sindaci di ambito, che in base a tutta una serie di fattori possono valutare questo aspetto. Il direttore come viene deciso? All'unanimità del comitato dei sindaci, maggioranza assoluta, pesata sulla base delle dimensioni dei comuni? Sì, questi sono tra gli aspetti che devono essere definiti nello statuto che vi andrete a dare. Prendete a riferimento la direttiva che ha illustrato il dottor Spano, perché è molto importante rispetto alla governance stabilire le modalità con cui i sindaci assumono le decisioni a livello di ambito. Da questo discendono tutta una serie di considerazioni anche sugli aspetti più di dettaglio. Cioè come prendono le decisioni i sindaci, con quali modalità, come funziona il loro organo, questo è molto importante. E i nuovi assunti direttamente dall'azienda speciale avranno sempre un contratto assimilato a quello degli enti locali o vale solo per il personale oggetto di trasferimento? Mi viene da dire che il contratto di riferimento sarà questo e quindi anche i nuovi assunti saranno soggettati al contratto funzione locale, che è di fatto è un contratto come un altro, né più né meno. Non è che se andate a guardare il contratto che si potrebbe applicare alle forme di gestione sociale, avrà altri strumenti, altri inquadramenti contrattuali, ma nell'impianto complessivo non è poi così diverso da un contratto che, ripeto, del contratto di enti locali che, ripeto, dalla riforma della privatizzazione del pubblico impiego in poi ha assunto i caratteri di un contratto collettivo esattamente come quello in termini generali, naturalmente, come quello dei servizi, delle cooperative sociali o del commercio, per assurdo, no? L'impianto è quello, diritti, istituti del rapporto di lavoro, retribuzione, codici disciplinari e così via. È uno strumento di gestione, semplicemente è quello che oggi viene considerato e gestito e assegnato ai dipendenti che sono oggetto di trasferimento
nulla vieta che possa essere governare anche i rapporti di lavoro successivi. Grazie. L'azienda, a questa domanda in realtà hai già risposto, ma te la rileggo. L'azienda speciale potrebbe essere soggetta a fallimento? In tal caso, cosa potrebbe accadere ai lavoratori che in essa erano stati costretti ad operare? Verranno riassorbiti dal comune di partenza? Sì, la risposta è sì, verranno riassorbiti dal comune di partenza. Anche nella direttiva si legge: in ogni caso ai dipendenti trasferiti agli ATS è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro prioritariamente presso l'amministrazione di provenienza o in subordine presso altre amministrazioni pubbliche in caso di sopraggiunte, eccedenze di personale o di soppressione degli ATS. Questa è la direttiva che riprende la normativa regionale. Ripeto, l'impronta è la massima conservazione delle garanzie in capo al dipendente. Nessuno rischia il posto di lavoro, in estrema sintesi e per banalizzare, ma questo è. Grazie. Al momento non vedo altre domande. C'è una nota, vabbè, un approfondimento. Forse ne ho vista una, Ilaria, Attenzione. che ne avevo vista una in precedenza. È sfuggita? Rispetto, erano le 11:02. Dice: in un'altra formazione è stata citata una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che definiva l'azienda speciale come ente pubblico non economico. In realtà questo è poi un Consiglio di Stato, non una Cassazione. Non dava una definizione univoca, diceva che la natura di ente pubblico economico oppure non economico dipende dallo statuto. Ora, la scelta organizzativa per cogliere tutte le opportunità che prima sono state illustrate è quella di configurare l'azienda speciale come un ente pubblico economico, proprio per i vantaggi e per la possibilità di coniugare le garanzie e la mantenimento del rapporto del contratto di lavoro e della gestione previdenziale inquadrati in un contenitore diverso. Lo status di dipendente pubblico, davvero vorrei che passasse il messaggio, non è di per sé un qualcosa che garantisce un valore aggiunto particolare rispetto ad altre condizioni di lavoro. La conservazione del posto viene garantita, la tutela della posizione individuale è assicurata dalla legge. Da questo punto di vista credo che si possa davvero esprimere la massima serenità rispetto a un passaggio che prevede tutte le tutele del caso per ogni evenienza che possa verificarsi. Ok, allora, il comune svolge un servizio di assistenza domiciliare tramite cooperativa. È un servizio che deve trasferire o può continuare a mantenerlo? È assolutamente un servizio che deve essere trasferito, come poi hanno già rilevato anche altre domande precedenti che lo hanno dato per scontato e hanno invece chiesto appunto quanto debbono prorogare o meno i contratti in essere in modo da poter consentire alla nuova gestione associata di accorpare, se ritenuto opportuno, degli appalti esistenti. Assolutamente sì, è una parte di gestione che deve andare all'interno del nuovo ente strumentale. E la domanda sulle scuole materne paritarie la passiamo anche questa al dottor Spano. Sì. Ricordo di utilizzare il link che ha pubblicato poco fa la collega Annalisa per lasciare la vostra mail e ricevere poi le comunicazioni relative alla pubblicazione delle slide e della registrazione dell'incontro. Non so se ci sono, lasciamo qualche proprio minuto, qualche attimo per le ultime. No, vi invito a usare il link per lasciare la mail e non scriverla nella chat, grazie. Bene, direi che abbiamo esaurito un po' tutte le questioni aperte. Io vi ringrazio perché questa mattina eravate veramente molto molto numerosi e ringrazio l'avvocato Specchio, il dottor Spano, la dottoressa Campani e il dottor Di Bella per i loro interventi.
E per le questioni, diciamo, che attengono all'area dei servizi sociali, potete utilizzare l'indirizzo mail che tra poco pubblicheremo nella chat, e nient'altro, vi ringraziamo per la presenza. Buona giornata a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci.